sorrendo un vaso, nato sotto un trattore, nato senza lavoro, nato in mezzo a un tesoro. Nato senza coraggio, nato forte e cattivo, nato in culo del mondo, nato in cima a un palazzo. Nato nero poreto, nato bianco fallate, nato in mezzo a una guerra, nato inceso per terra. Nato senza una gamba, nato con una camicia, nato insieme con altro, nato solo sul campo. Nato in mezzo al pacciolo, nato in braccio a un dottore, tutti nati e viva, tutti gradi a morire. Nati siamo nati tutti, 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 nati siamo nati tutti. Questi sono i giovani con questa band di Radiofiera che trasmettevano anche dei messaggi. Adesso ci sono altre band, altri messaggi, molti direi anche scabrosi, che dovrebbero essere eliminati perché usano dei termini, delle parole, dei gesti, dei video molto violenti. Però nessuno fa niente, si critica, ma nessuno pone fine a questo strumentalizzare le fragilità. Ne parleremo questa mattina col professor Claudio Previatello, docente di economia agraria e gestione del territorio all'Istituto Agrario Bellini di Trecenta a Rovigo, e saluto anche Luigi Susin, responsabile Dipartimento Imprese e Mondo Produttivo Fratelli d'Italia. Grazie anche a Susin di essere qui. Allora, professore, grazie. Partiamo proprio da lei. Cosa ne pensa di questi ragazzi? Lei insegna. Io dico sempre che sono quelli più bravi, ce ne sono tanti che noi di esempi negativi, però purtroppo l'esempio negativo fa audience. Ecco, con i social poi sembra che siano chissà quanti, ma alla fine ve lo posso assicurare, lo dico tutte le mattine, sono pochi. Cercate di guardare bene le immagini, che poi, come dicevo ieri, professore, quando vediamo anche queste risse, queste baby gang, alla fine sono in 2, 3 se sono tanti, tutti gli altri guardano, fermi, immobili, filmano, sono corresponsabili, niente da dire, però sono 3. Possibile che le forze dell'ordine, gli stessi professori, insegnanti, sindaci, cittadini, siano in mano a questi piccoli gruppi di ragazzini e che qualcuno non riesce a fermare, in qualche maniera, in qualche modo? La scuola può fare quello che fa, ma è una catena che deve unirsi per fermare questa realtà, perché se li lasciamo fare cresceranno, perché le fragilità sono quelle poi che seguono questi ragazzi o queste ragazze. Prego, professore. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, è bello ritrovarci qua dopo un po' di tempo. Guardi, per la mia esperienza io vengo da una piccola isola felice rispetto a questo, nel senso che fortunatamente non abbiamo mai avuto delle situazioni gravi come quelle viste anche in questi giorni. Certo è che il fenomeno, così oggi viene definito il bullismo, no? Bullismo, cyberbullismo, dove ci sono 1 o 2 persone, anche solo una, più dei gregari vengono così definiti, no? Che partecipano a questi atti che possono sfociare nella violenza, nell'esclusione di determinate persone, nella presa in giro, e anche poi sfociano in atti di prevaricazione in genere, chiamiamoli, oggi purtroppo sembrano essere sempre di più alla ribalta della mediaticità che ci coinvolge, siamo sempre più connessi e tutto quanto, e ci dimentichiamo però che dovrebbe far più notizia non a mio avviso è l'atto della prevaricazione, ma tante volte assieme a questo dovrebbe anche essere messa una controparte dove si fa vedere quello che i giovani sono in grado di fare.
perché ci sono tantissime realtà dove seppur lo Stato non riesce ad arrivare, i giovani si mettono assieme, si uniscono, fanno forza. Io lo vedo ogni giorno nelle mie classi dove i ragazzi si aiutano, si danno una mano, dove cercano la cooperazione. Quindi forse anche queste notizie che vengono mandate così dai giornalisti con altrettanta ferocia quanta ne è stata utilizzata nell'atto del bullismo di per sé, perché è quasi una violenza quando la si guarda alla televisione, queste notizie quando arrivano, no? Possono anche, non solo turbano, ma anche possono anche istigare le menti dei giovani che magari queste cose qua non le avrebbero mai fatte, diventano quasi un veicolo per aggiungere i fenomeni poi delle bravate, i fenomeni che poi vanno a fare di anche un potenziale bravissimo ragazzo un potenziale ragazzo che comincia a sbagliare, e da lì poi c'è da dire servirebbe anche tutta una serie di supporti che oggi vengono a mancare perché le cose è inutile che ce le stiamo tanto qua a far finta di niente, mancano infrastrutture e mancano anche le risorse. Pensiamo come si potrebbe recuperare ad esempio un ragazzo che sbaglia. Benissimo, oggi si parla tanto di inclusione verso non solo chi ha uno svantaggio, ma anche verso le persone, verso ragazzi, adulti che magari possono avere intrapreso un cammino sbagliato nella loro vita, però poi si cerca di far quadrato, di reinserirlo nella società, di rieducarlo a seconda poi, come dicevamo prima, anche dell'età che si può avere. Ecco qua, questo sarebbe un campo importantissimo che viene tanto decantato, però le risorse a disposizione dove sono? Sono pochissime, pochissime. E c'è sempre la scusa che non ci sono soldi, e c'è sempre la scusa che qua e che là, però davanti bisogna sempre dire che si sta facendo. Certo, con quel poco che si ha, però non è sufficiente. Tante volte noi, se andiamo a vedere poi anche alla radice, no, del perché succedono simili fenomeni, ci sono magari dei disagi familiari, delle storie contorte, dove quindi poi si va a capire perché questo ragazzo si comporta così, questa persona ha fatto quel certo tipo di vita, no? Allora è lì che si dovrebbe agire cercando di coinvolgerlo nella società, perché sono tutte persone, il più delle volte, pensi, gli atti di bullismo, ad esempio tra i giovani, sono ragazzi che dentro di sé nutrono una fortissima insicurezza e che quindi sfociano poi nella violenza oppure nella gregarietà, associandosi a quello che è, secondo lui individuato, il più forte del gruppo, perché ormai questo sta venendo fuori, la legge del più forte è come una legge della giungla. Se non faccio parte di quel gruppo mi elimino, esatto. Ecco, ho paura, perché anche questo succede, devo assolutamente essere all'interno, così mi sento protetto, così mi sento nessuno mi tocca. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo? Rinaldo? Non lo sento Rinaldo. Mi dicono... Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella, hai fatto del bullismo? Sì Mirella. Sì, ma guarda che te ha ancora da imparare, 6 anni ormai, che te ha da abbassare la televisione. Ti sento Mirella, io ti sento. Innanzitutto volevo ringraziarti ieri che dobbiamo ascoltare la benedizione del prete, va bene, che ne dai benedizione a tutti per Pasqua, e stava una bella roba. E dopo mi ha impressionato il tuteo che vuol fare l'attore, pure ieri altro. Queste delle storie Mirella, non il bullismo. E il bullismo bisogna, quando chi sbaglia, farglielo pagare, perché tutti siamo stati piccoli, ma qui non è stupidare. Queste robe con bastoni, con cortei, che bullismo è? Quella è delinquenza, non bullismo. Bullismo è uno che vuole sopraffare un altro puteo più debole, ma quello in 7 e 8 contro 1, che bullismo è? Qui va a fare in mezzo dei minoremi e farli correggerli nel tempo, come si faceva una volta. Adesso purtroppo non riesco per armi, per comprare navi, riesco per dare alla Russia per le armi, per le guerre. I politici hanno 10 euro al mese e non riesco. Chi si paga valori, che è vergognoso.
che avevamo in Italia che i problemi che ti tratti ti. Noi è la vita che facciamo anche di fiori giovani, guarda che tutto piccolo, mi ricordo a partire da notte con le doti caricate che vuoi fare e invece si è messo in che maniera. Queste persone da aiutare, Mirella, va bene? No, cosa ne mi cerca? Con tutte queste fanfaraie chi ne conta? I distogli da altri problemi della politica. Non ti vedi che non abbiamo ospedali, non abbiamo centri di recupero, non c'è niente. Se ti dà qualche cosa e ti dà in ospedale, bisogna che ti sia un terno all'otto chi ti visita. E cosa ne mi cerca? Ormai a votare che ne va il 50%, questo bisogna chiedersi, perché fa il 50% a votare? E tutti l'ha vinto, ma con il 50%, se non fossero i partiti che si mettono insieme, non esce nessuno in Mirella. Domani chi si mette d'accordo, chi ha capelle e la politica, chi mette a posto le robe insieme, perché tutti insieme fate cosa. Finché si bastona uno con l'altro, con le parole, ma tu dici il fascista, il comunista, questo è quello. Mette a posto il paese che ha più bisogno di star bene di queste robe che ormai sono nate 100 anni fa. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Ciao Mirella. Grazie, mi fa piacere che abbiate gradito questa benedizione di Don David Bertonieri in occasione della Santa Pasqua. Quello che però rammarica è vedere questi atti, professori, anche all'interno delle scuole, anche su monumenti di pregio, perché questi ragazzi sanno benissimo che oltre alla solita paternale, più di tanto, casomai vanno a farsi un giretto con i diversamente giovani, come li chiamo io, portano un po' a spasso, vanno ai banchi solidali a portare la borsa della spesa. Io sono qua che mi batto per far capire che forse facendo altre cose, anche lo sport, penso che lo sport non sia violenza. No. Anzi, sport vuol dire regole, orari, disciplina, possono trovare anche un'altra famiglia, possono aggregare, però si fa l'incontrario. Io non riesco a capire dove vogliamo andare a parare con questi ragazzi, poi con gli esempi che ricevono continuamente. Cosa dice professore? Forse inserirli in altri contesti, quelli che commettono reati, perché alla fine sono reati che delle volte paghiamo anche noi come comunità. Certo. Prego. Guardi, sarò franco. Vede in pochi minuti quante soluzioni abbiamo trovato così, solo parlando io e lei. Non credo che chi ce l'ha davanti non riesca a trovarle queste soluzioni, però credo che anche questa società stia tentando il più possibile di distruggere la famiglia, che se noi andiamo a vedere proprio all'interno di questi atti, tante volte il centro focale da cui si sviluppano queste cose è all'interno della famiglia. Non c'è più la famiglia tradizionale, nella quale ad esempio io ho avuto la fortuna di crescere, sta finendo, si sta distruggendo, e questa cosa qua è il grosso della causa. Poi c'è tutto il resto, tutto quello che fanno, pensi solo ai social network, che danni che stanno facendo, e quello che io mi meraviglio oggi è che tutto questo sta creando disgregazione del nido dal quale il ragazzo dovrebbe crescere. Pensi solo agli antichi, se andiamo indietro a vedere la cultura classica, la cultura ellenica, che davano il figlio fino ai 7 anni in custodia alla famiglia e poi cominciava. Perché? Perché i primi 7 anni era il momento dove il ragazzo, il bambino cresceva, no? Si forma, questa pianta comincia a crescere. E dopo cominciava pian pianino, no? Fino all'età dei 18 anni, dove prestava il servizio dei 2 anni all'interno della società come militare, come soldato, e dopodiché si avviava, se era della classe abbiente naturalmente, agli studi per le elite, quindi alla filosofia, alla dialettica, e avanti così. Oggi invece abbiamo una cultura che tende a fare in modo che i genitori, se hanno ancora la fortuna di essere assieme, perché oggi non è più così scontato, devono ritmi frenetici di lavoro, quindi in casa niente mai. Saghe i nonni per fortuna. Dopodiché che cosa accade? Il ragazzo sballottato dalla scuola nido all'asilo, e dopo la mamma arriva alle 8, il papà arriverà alle 9. Vieni a prenderti il nonno se c'è, sì, o la babysitter se c'è, avanti. Ma dove crescono?
Con quali valori? Con quali valori? Sentiamo cosa ne pensa, visto che abbiamo fatto il collegamento con Luigi Susin. Allora, come politico, ecco, la politica si impegna troppo, a mio avviso, in prima linea, nel senso di investire nella famiglia. Alla fine è questo, investire nella famiglia. Perché si parla di famiglia tradizionale che non esiste più, ci sono più separati che sposati fra poco, ma quelli che pagano le conseguenze sono questi ragazzi, questi figli che mi dicono mi sento confuso. Sa cosa mi dicono, professore? Sai Mirella che sono confuso, non capisco più chi sono i miei genitori, i miei fratelli, non riesco più a capire. Però cosa ne pensa Susin? Che la politica dovrebbe investire di più nella famiglia, visto che le risorse quando vogliono si trovano per la pista da boh, per il ponte Messina, per le armi nucleari, per le guerre, per questi soldi ci sono sempre. Quello che serve veramente alla società non ci sono mai. Prego Susin. Certo, è stata un po' dura stamattina Mirella, ma ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a lei, buongiorno al suo ospite e a tutti i telespettatori. Devo dire, in questo frangente qua, Mirella, che il problema forse è anche proprio la famiglia, nel senso che oggi siamo abituati a tenere i figli sotto una campana di vetro quando invece magari devono fare le proprie esperienze. La politica sicuramente deve fare di più, è un impegno che deve assumere a 360 gradi, però diciamo che l'impegno lo dobbiamo un po' prendere tutti quanti insieme, perché i figli e la famiglia sono sinceramente la cosa più importante che oggi si può curare per avere una società adeguata che cresce e che si pone nel mercato anche lavorativo in un certo modo. Devo dire, quando vedo anche qua da me, che così io ospito parecchi giovani per fare gli stage nel mio settore, devo dire che sono in grosse difficoltà Mirella, perché gli manca forse la curiosità, la voglia e l'entusiasmo di guardare a un futuro, a un proprio futuro che gli porta sicuramente ad avere maggiori possibilità di quelle che hanno oggi, nel senso, mi spiego meglio forse, il percorso che abbiamo fatto noi, che ho fatto io, è stato duro, difficile. Oggi i giovani hanno molte più possibilità di quelle che ho avuto io. Ho tanti imprenditori che oggi operano nel settore mio, ma in qualsiasi settore. Devo dire, in questo frangente qua, la politica, ma la società tutta, offre veramente tante possibilità ai giovani. I giovani oggi però mi sembra che abbiano poca voglia di coglierle. Questo è un messaggio, secondo me, importante da far passare ai ragazzi. Bisogna coinvolgerli, secondo il mio punto di vista, in modo più concreto, fargli forse sentire anche le responsabilità che devono avere e soprattutto non tenerli sotto una campana di vetro, perché fare questo sarebbe un grave errore da parte dei genitori della famiglia. Abbiamo Vladimiro da Rovigo come il professore che abbiamo ospite. Ciao Vladimiro. Non a caso, ciao Mirella. Ciao, ciao prima inizio con una battuta. Prima, quando che parlava Rinaldo, parlava in dialetto veneziano abbastanza stretto, siccome che la scuola è a 300 e 300 è una zona nella quale la parlata è ferrarese, cioè è un dialetto sostanzialmente ferrarese, ma mi chiedevo se il professore riusciva a capire quello che diceva Rinaldo, no? Però questo qua mi ha, come dire, portatemi una domanda, appunto per questo motivo qua, cioè la sua scuola raccoglie ragazzi da tutte le parti, cioè non solamente da 300, Castelmassa o Salara, ma via anche penso da Badia, da Bassa Veronese o da Lendinara, cioè arriva ragazzi da tante zone diverse come tradizioni, come parlata e anche come cultura, no? Ecco, se lui ritiene che la sua scuola, oltre a insegnare un mestiere
di per sé già unificante, perché l'agricoltura è uguale per tutti, no? E anche, come dire, che insegna anche un modo di vivere. Non ritiene che anche appunto il fatto dell'accogliere ragazzi che vengono da tante diverse culture, tradizioni, usi via parlando, possa anche avere una funzione proprio culturalmente e socialmente unificante per tutti i giovani, cioè che insegna anche il valore, oltre del mestiere appunto, ma dell'essere simili, dell'essere uguali, nel frequentarsi assieme e nel vivere la vita nella stessa maniera. Non so se sono riuscito a esprimere la mia domanda. Grazie, ciao. Abbiamo sentito Vladimiro, prego professore, tutta per lei la risposta. Beh, sicuramente il fatto di avere ragazzi che provengano da più aree del circondario di Trecento, noi abbiamo soprattutto l'Alto Polesine e la Bassa Veronese, diciamo sono più campanilismi per così dire per via dei campanili da paese a paese, che ce l'ho anch'io, perché intendiamoci, vengo da Grignano Polesine, una volta tra Grignano e il paesino vicino che era Arqua Polesine non ci si poteva vedere, quindi è normale che sia questo, però è anche il bello, ne dico la verità delle volte, no? Di vedere in classe, quando i ragazzi socializzano, poi gli faccio fare magari delle attività di gruppo, di laboratorio, no? È bello vedere come interagiscono tra di loro, ma anche il modo in cui, diciamoci la verità, a quell'età lì è bellissimo, perché i ragazzi non vedono tanto le differenze, almeno per quello che ho visto io all'interno delle mie classi, se si crea un clima buono, lì si instaura proprio come una piccola comunità. Non c'è dialetto, non c'è colore della pelle, no, non c'è niente. E si sta tutti assieme. Bene, È questo il bello che bisognerebbe capire dei giovani. È lì che si dovrebbe sfruttare il loro potenziale, è lì che si dovrebbe dare modo ai giovani che emergano. Perché purtroppo oggi intanto l'influenza principale che hanno questi ragazzi è dei social media. Sa quanti ragazzi oggi frequentano, non so, licei che sono stracolmi perché pensano un domani di fare quello che vedono per la televisione oppure gli influencer, e sa quanti invece posti di lavoro ci sarebbero, ad esempio, nel mondo delle professioni? Tantissimi, però gli istituti professionali, ad esempio, sono tra i meno quotati rispetto ad un liceo, dove poi andranno a prendere una laurea che magari neanche volevano, si accorgeranno alla fine del loro percorso di studi, per poi fare un lavoro che forse troveranno che non gli piacerà, oppure seguiranno la pubblicità di McDonald's che li manda a fare con la laurea in mano a vendere i panini. Ecco, questo è purtroppo quello che sta passando oggi attraverso la mediaticità, quando invece si dovrebbe pensare a formare il ragazzo secondo le proprie attitudini, secondo quello che ha dentro, ma questo è un processo che bisogna lasciar fare al ragazzo senza coinvolgimenti e influenze, e purtroppo la società di oggi, con tutto quel bombardamento mediatico che ha, storpia un pochettino le menti dei ragazzi, gli crea delle aspettative inutili, consumistiche. Non è che vengono strumentalizzati proprio, certo. Questo è il grande problema, loro non lo sanno ma sono strumentalizzati. Siamo all'estremizzazione del consumismo, sì. Siamo tutti quanti come degli oggetti. Anche la famiglia stessa è diventata un qualcosa di consumistico, perché la famiglia di oggi, mancando dei valori, risponde di più al concetto di famiglia che io insegno ad economia. Non è... Sentiamo cosa dice il politico. Susin, come commenta? Lei è anche padre, è imprenditore, ecco, lei prima ha detto faccio fatica a capire questi ragazzi che non sono così appassionati di fare questo lavoro, però bisogna anche appassionarli. Bisogna iniziare a fare manualità, non la fanno più, la manualità mi sembra. Io vado nelle scuole, Susi, i laboratori sono magazzini in molte scuole e io dico sempre che non devo essere fortunato o fortunata ad avere quella scuola, quegli insegnanti, io devo avere quello che mi spetta di diritto per crescere bene, per crescere con una formazione. Poi deciderò cosa fare, però tu dammi questi giochi e vediamo dove io riesco meglio. E qua la scuola può intervenire, qua la scuola può intervenire, perché sta creando questa pianta, si sta formando e chissà che frutti meravigliosi ha questa pianta, ma se non la annaffiamo, non la coltiviamo bene, questa pianta non darà i frutti. Prego Susi. Ma Mirella, vedi, è complessa la cosa, nel senso che io
sotto un certo punto di vista mi occupo anche di scuola, nel senso che come presidente della mia categoria vado a fare il presidente d'esame negli istituti professionali, no? E mi trovo di fronte a una situazione complessa, nel senso che tante volte proprio i ragazzi si trovano in difficoltà anche a semplici domande, banali domande che magari posso così fare, ma perché parte proprio forse anche dall'insegnamento che hanno, che non riesce a essere completo per quello che è la formazione a livello lavorativo. Dopo magari a livello teorico va benissimo, però dopo a livello lavorativo è un po' carente. Detto questo, il problema oggi è proprio questo, il focus secondo me bisogna portarlo su questo, nel senso che oggi abbiamo bisogno di manodopera specializzata, non si trovano più. Io da anni cerco collaboratori nel settore, diciamo, degli impianti termoidraulici piuttosto che delle manutenzioni delle caldaie, che è il mio settore sostanzialmente, però non riesco a trovare nessuno. La manodopera che ho oggi è una manodopera ormai che collabora con me da 30 anni, però ho difficoltà a trovare ricambio. Quando vado anche agli open day degli istituti che abbiamo qua nella provincia di Treviso, vedi il Fermi piuttosto che il Giorgi o il Turazza, dico sempre che abbiamo l'estrema necessità di avere operatori che operano nel settore. Perché? Perché non ci sono. Se prendiamo in considerazione il mio mandamento, io sono il presidente di 22 comuni, su 22 comuni, Mirella, ci sono 160 aziende che fanno l'attività che faccio io, insomma termoidraulica. Se andiamo a contare le persone che ci sono nei 22 comuni, le 160 aziende sono estremamente poche per servire tutti gli utenti. Il problema l'ho posto anche ai presidi delle scuole. Talvolta ai Giorgi non si riesce neanche a costruire la classe del settore termoidraulico. Perché? Perché i ragazzi sono affascinati dai motori e quindi scusate, riescono a fare magari tre classi da 30 ragazzi come motoristi, e non c'è neanche una classe che va a fare termoidraulica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando andranno a finire le scuole avremo un sacco di motoristi, ma mancano termoidraulici. Quindi i termoidraulici che ci sono trovano un'occupazione immediata, anzi ancora prima di finire le scuole sono già occupati, perché dove vanno a fare gli stage se li tengono stretti, mentre magari i motoristi hanno più difficoltà. E allora qua torna in campo forse la politica. La politica deve fare forse un po' di mea culpa, nel senso che dovrebbe dare un po', di stringere un po' le maglie e dire le classi ci devono essere per tutti i settori, e quindi indirizzare i ragazzi. Sì, ma non sarà mica così difficile, scusa Susin. Cioè si è fatto la domanda e ha dato la risposta. Certo, allora vuol dire che c'è un certo comparto che è più supportato di altri comparti che non gliene frega niente, perché io sono convinta che li ho avuti anche qua, questi ragazzi che fanno dei robot meravigliosi, ad esempio. Cioè, possiamo capire forse che vogliono essere intrigati di più, vogliono anche capire loro, anche sbagliando magari, e poi magari cambiando anche gioco, però devono avere che è la formazione di vari settori, non di un settore solo, e non è colpa loro. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al signor Susin e buongiorno anche al professore. Io avrei bisogno però che mi dassero una risposta, credo il signor Susin, adesso non lo so. Comunque io mi riallaccio, Mirella, al famoso articolo del giornale che va in direzione scuola Milano Pilotello. Allora, ma è possibile, io adesso ti faccio una domanda,
è possibile che nelle scuole, ok, si venga a chiudere una scuola perché c'è bisogno, perché dei studenti che non fanno parte della nostra comunità, perché sono islamici, bisogna chiudere per il Ramadan. È questo quello che io non riesco a capire, scusate il mio sfogo, però veramente non riesco a capire. E oltretutto il Presidente della Repubblica ha dato il suo consenso. Io sto capendo qua che andiamo sempre peggio. L'Italia sta andando sempre peggio perché la stiamo dando vinta a questa gente che viene qua. Io faccio un esempio, Mirella. Se io vado in un paese islamico, nome a caso, Marocco, voglio costruire una chiesa, non lo puoi fare perché devi rispettare le leggi lì. Lì si rispettano le leggi, qua invece purtroppo è un paese nostro troppo garantista e facendo così verrà un giorno che comanderanno loro. Questo è il problema, perché alcuni italiani, scusatemi il discorso, perché alcuni italiani si astengono a queste cose. Io veramente non riesco più a capire dove stiamo andando, se il nostro è un paese cattolico o se sta diventando musulmano. Non lo so, datemi una risposta voi. Vi saluto, Mirella, buona Pasqua a tutti, auguri a tutti e chissà che sia una Pasqua felice per tutti quanti noi. Allora abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio da Consalvi, io partirei proprio col professor Claudio Pleviatello. La scuola lì, allora, diciamo che l'argomento è stato abbastanza dibattuto e non so se riuscirò ad essere abbastanza esaustivo perché è anche abbastanza nebulosa la situazione che si è venuta a creare. Lì inizialmente sembrava che, a quanto era stato detto, diciamo, nelle varie interviste che ho visto dai telegiornali, quindi che tutti quanti avete potuto vedere, che si riferivano ad una questione più di praticità, perché per la maggior parte era frequentata da ragazzi di origine musulmana e quindi avevano pensato, gli diamo questi giorni qua e dopo, quindi più per una questione, diciamo, pratica di organizzazione della scuola. Poi, onestamente, non so, ecco, se questo sia un ambito fino al quale ci si possa spingere o meno. Questo spetta ad un dirigente scolastico che dovrebbe essere formato in merito e dovrebbe prendere delle decisioni sulla base degli studi e dell'esperienza che si è fatto. A scuola no, nella mia scuola abbiamo ragazzi di origine musulmana, ma come in tutte le scuole, insomma, del nostro territorio, questa cosa qua non si è mai verificata, insomma, si convive tranquillamente. Poi ribadisco sempre una cosa, nelle nostre scuole anche dal punto di vista religioso, no, si parla di inclusione, bisognerebbe andare a vedere effettivamente qual è la definizione di inclusione che ci dà anche la tanto blasonata Unione Europea, dove si dice di valorizzare le diversità, ma non le diversità solo degli altri, ma di tutti quanti, in modo che ci sia, che cosa? Una condivisione delle proprie idee tra tutti quanti, quello che avviene all'interno di una semplice classe, che è una comunità dei ragazzi, dei fioi, cioè ognuno con le proprie idee, ognuno con le proprie robe. Se dopo, quando succedono queste cose qua, dopo, come sempre, il giornalismo ci marcia sopra perché magari vendono pochi giornali, allora fuoco e fiamme, poi dopo inevitabilmente si scatena l'opinione pubblica e da lì in avanti si innesca tutto un meccanismo che finito il dualismo fascismo-comunismo, adesso che abbiamo il dualismo... Professore, ma questo secondo lei è un problema che abbiamo in questo momento? Secondo qualcuno è questo il problema di chiudere la scuola perché ci sono più musulmani, meno cattolici, cristiani, oppure i problemi del paese sono altri che riguardano anche la scuola? Allora, vogliamo capire che forse c'è qualcos'altro, è come mettere la polvere sotto il tappeto, no? Metti polvere sotto, poi scoppia, cos'è che tirano fuori? L'ultimo granello che è arrivato sotto, ma sotto questo tappeto cosa c'è? C'è una pentola che bolle da troppi anni e c'è una situazione che secondo me adesso questa è stata l'ennesima goccia, no, che fa traboccare il vaso, dove poi anche le persone si cominciano a sentire, sa che cos'è? Che la gente oggigiorno non vive bene.
Siamo tutti quanti di corsa e tutti quanti sempre con qualcosa da pagare. Quindi, ad un certo punto, quando le cose non funzionano, appena c'è il momento giusto per prendere l'occasione, per poi centrare proprio giusti lì, si scoppia in una mega... Ed è quello che, tutto sommato, la società di oggi vuole, creare una valanga di confusione, perché nella confusione, vede, i giovani poi, come mi diceva lei, non si ritrovano più e annienti il futuro. Pubblicità. Abbiamo Federica da Busche. Ciao Federica. Salve signora, buongiorno. Buongiorno. Il suo ospite. Allora l'ascolta, vorrei parlare anche in riferimento a quel che l'ha detto il professor. Premette che ne ho tanta stima, la sa che lavora sulle scuole da tanti anni, e ho tanta stima di questi docenti laureati, perché i trovo molto semplici per quello che mi riguarda, che ho avuto modo di... anche i giovani, signora, gli motivati, mi potete parlare bene, però non sono d'accordo con quel che l'ha appena detto il docente. Mi fa un esempio, mio figlio l'ha fatto il liceo e dopo si è laureato in agraria a Legnaro. È vero che l'ha più 30 anni, magari nell'arco di qualche anno, a quel tempo, anche se noi passati tanti anni, gli influencer noi glien'era, a dire la verità, perché lei l'89 e quel marasma per carità, e lei da qualche anno che glien'è. Una cugina che lei più giovane del mio figlio, l'ha fatta agraria, che mi l'ho qua a Passi, l'Istituto Agrario della Lucia, e adesso sa laureare in podologia, cioè alla capire, non sempre collima quel discorso. Vi fa un altro esempio, l'altro figlio l'ha fatto il liceo, poi l'ha inoltrato psicologia e dopo l'ha là perché non andava, insomma, ecco, poi il sangue a malà. Vuol dire, il liceo dà delle buone basi, dopo sta il giovane serio, perché la dico esempio, mio figlio per dire a 14 anni è laureato in maglia e gli dice, tu hai fatto agrario? No, ho fatto il liceo, mi sa i soldi dei libri. Allora capì? No, sempre collima quel discorso. Alle come me, ho fatto ragioneria, però fare la collaboratrice scolastica, perché? Perché mi piace il lavoro, poterlo aver farla applicata, la segretaria? No, assolutamente, cioè, era capito. Al liceo, parla del liceo di Feltre, signora, ha dato delle buone basi, questo sì. Mi grazie. Dopo riferite, signora, al signore dell'anni, ha più di 60 anni, quindi qualcosina ho lavorato. Questi giovani, non è che noi abbiamo voglia di lavorare, signora, perché neanche sono per i giovani, però che nel modo di farli lavorare. Vi fare un esempio, signora, mi resta impresso, se aveva campagna, mi aiutai a mia mamma a lavorare il campo, perché mi fai anche la contadina un attimino, Passa via una ragazza che purtroppo lei era andata a lavorare in Germania, sa che dalle massa ore, e non la è, le pidove dalle massa ore che gli fa a fare, signora, la fiamma l'hanno la sapete tirare in qua a rita. Ho lavorato anche in albergo, signora, sul nuovo si stia bene, sull'altro non ne neanche da mangiare, e non sono tan vecchia, signora, vuoi dire. E nel modo di far lavorare le persone. Molto chiara, Federica, devo chiudere perché sennò non ce la fanno a risponderti. Signora, la salute, ascolta la risposta. Grazie. Arrivederci, signora. Quello che ha detto però Susin, la nostra Federica da Busche, è anche che bisogna insegnare a lavorare. Cioè, se fai agraria, se un docente, prima si parlava col professore Previatello, un docente non può leggere solo sui libri l'agraria, no. La deve anche praticare, deve sapere come si fa, non solo leggerla. Ma se io ho questi docenti che non hanno mai lavorato un'ora su un campo e non sanno, ma l'hanno solo letta,
Cioè, non è che sia facile poi insegnare ai ragazzi a lavorare l'agraria e andare in agraria, però andiamo a vedere cosa dice la Comunità Europea proprio sull'agricoltura. Andiamo a vedere il servizio. Agricoltura Europa. Oggi ci troviamo di fronte a un mondo che con pandemia, guerre, problemi energetici, problemi ma anche di importazioni e prezzi dei cereali che sono crollati ai minimi storici. L'impresa agricola oggi fa fatica a fare reddito, non ci arriva. Abbiamo una burocrazia allucinante che continua a complicarsi di anno in anno e ogni volta che c'è una modifica alla politica agricola comunitaria ci complichiamo il mondo al punto tale che non possiamo fare altro che fare carte invece di lavorare in campagna. Non ce la facciamo più. Tutela del reddito delle imprese agricole, burocrazia eccessiva, criticità della nuova PAC, prezzi e concorrenza. Su questi temi l'SOS dell'agricoltura arriva dall'assemblea annuale di Confagricoltura. Imprenditori vicentini che alzano la voce e chiedono all'Europa di sciogliere i nodi delle politiche agricole comunitarie, vissute talvolta come un freno alla competitività. Subito, immediatamente, bisogna nel tempo che rimane prima che chiuda questa legislatura mettere un freno a determinati punti come per esempio il 4% del riposo obbligatorio. E si può ancora fare se c'è la volontà di farlo. E assolutamente appena si insedia la nuova Commissione che ci sia una revisione di medio termine della politica agricola comunitaria. Allora, professor Previatello, cosa dice di questo servizio? Bisogna rivedere tutto quanto il sistema, questo sistema non funziona, ma non è che non funzioni solo per l'Italia, per l'Europa in generale abbiamo visto i trattori, non è che siano solo italiani, vuol dire che qualcosa non gira? Prego. Laddove si muove una protesta vuol dire che si è verificato qualcosa, poi un conto è la protesta del singolo, ma quando si vede a livello europeo, no, un così forte dispiegamento di proteste e tutte quante assieme, vuol dire che là si è sbagliato qualcosa. Da agricoltore le dico che sì, ho anche la fortuna tra questo di avere una piccola aziendina floro-vivaistica che gestisco insieme a mio padre. Quindi lì ritorniamo sul discorso di prima, no? Di completare il ciclo insegno, 300. Ma so anche quello che insegno, non l'ho letto solo sul libro, esatto. Lo pratico. Bon. E da 20 anni, quindi insomma non sono, lo facevo già a 17 anni il mio lavoro, quindi ecco. Però tornando invece sul tema che stavamo discutendo, purtroppo l'Unione Europea ha totalmente sbagliato nei confronti dell'agricoltura. Si pensi oggi come noi possiamo coltivare il grano che costa meno, viene pagato meno il nostro di quello che arriva dal Canada con sopra il glifosate. Tutto il famoso scandalo del glifosate sa anche lei che avviene perché le temperature fredde del Canada non fanno morire la pianta dal grano e quindi per farlo morire e disseccare si utilizza il glifosate, che è un diserbante che poi entra nel ciclo alimentare del bestiame ma anche quello umano, e dopo ci sono tutte le conseguenze che noi andiamo a ritrovarci, perché è inutile togliere il glifosate da in Europa se glielo lasci in Canada, non serve a niente, te lo ritrovi dentro, come gli OGM. Allora demonizzano il nostro mais con le micotossine, però ti arriva l'OGM dai paesi del Sud America con il mais, con la soia, e allora no OGM per davanti, ma per di dietro c'è tutto un mercato che non riusciamo a capire. C'è uno che calpenta un bottone probabilmente e che dice il prodotto interno nazionale lascialo là, che muoiono di fame, e invece facciamo entrare la roba da fuori e così si va avanti. E da lì naturalmente insorgono le proteste. E dopo sa anche lei, nelle proteste c'è il lato che protesta con la testa e il lato invece che non protesta ma fa solo degli atti vandalici, perché poi si può sfociare anche in quello. Quello che io mi chiedo oggi è: siamo arrivati veramente a questo punto qua? Noi che abbiamo insegnato l'agricoltura al resto del mondo, perché si pensi, noi abbiamo importato la tradizione americana
dell'agricoltura estensiva, e gli americani hanno copiato invece la nostra agricoltura. Andate a vedere i vigneti che hanno in America, chi li ha fatti? Sono andati gli italiani, e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di trasformare l'Italia come negli enormi deserti che si vedono in America, dove fanno agricoltura estensiva. Noi che avevamo il monopolio dell'olio, dell'ortofrutta, dei fiori, del vivaismo, abbiamo insegnato noi a fare i vivaisti agli altri, e ci facciamo mangiare il mercato. E qua me la prendo un pochettino a cuore, perché il mio settore, il florovivaismo, si è distrutto per colpa di questi mercati insensati che hanno favorito l'entrata di merce dall'Olanda a basso costo rispetto al prodotto interno nazionale. Eravamo i primi in assoluto. Ma si pensi alla bellezza della zona della Liguria, che erano degli specialisti, dei genetisti fantastici. Ma perché, mi scusi, facciamo una parentesi, professore, che mi interessa quello che ha detto adesso. Ma non era la Liguria proprio la regina in Italia dei fiori? Mi sembra che adesso sia la Puglia, o sbaglio? Sì, però guardi che... No, ma mi sbaglio o andiamo a prenderli in Puglia i fiori? Ne prendiamo anche parecchi in Puglia, ma anche in Campania. Però magari... Ma non sapere, ma era per capire, perché una volta era la Liguria il regno del fiore. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe, vai Leone! Ciao ragazzi, saluti tuoi. Ciao! Allora qua abbiamo un agricoltore. Allora io l'anno scorso, con la spesa di seminare e tutto, quando ho fatto i conti sono rimasto con 3.000 euro e lavoro 7 ettari di terra. Bravo. Perciò con 3.000 euro, se li dividi in 365 giorni, quanti soldi ho per vivere? Cioè siamo ridotti peggio dell'Africa? Il problema è anche che noi continuiamo a produrre cereali che ci arrivano da altri paesi a un prezzo bassissimo, cioè il prezzo di quello che produco io lo fa la borsa di Chicago, perciò io non ho niente da dire su quello che produco, cioè devo accettare il prezzo che fa la borsa di Chicago, senza dire che loro possono produrre un certo tipo con glifosato eccetera, che noi invece non possiamo. Perciò abbiamo sbagliato quasi tutto, perché siccome noi italiani abbiamo una vocazione per certi prodotti, avremmo dovuto concentrarci sui nostri prodotti, sulla frutta, sul vino, sull'ortaggi, e invece ci siamo accontentati di fare quello che facciamo, che abbiamo sempre fatto. E adesso ci troviamo che non possiamo più vivere. Perciò è vero che l'Europa ha sbagliato, però l'Europa ci aveva anche avvisato che noi dovevamo investire più sui prodotti mediterranei piuttosto che produrre. E invece la gente come me, Bauco, che continua a fare le stesse robe, niente, mi trovo a terra. E adesso dobbiamo produrre biologicamente. Però se io devo produrre biologicamente, i trattori, tutte le attrezzature, e chi mi dà i soldi? È tutto molto chiaro, Leone, molto chiaro. Corro perché sono veramente in ritardo. Comunque sei stato chiarissimo e ti ringrazio, perché questa è la realtà di quello che ha tenuto duro, ma continua a fare questo, che era un prodotto veramente che andava bene, adesso si ritrova che non riesce neanche più a sopravvivere con quello che riesce a ricavare. Susin, lei politico, imprenditore, cosa dovrebbe fare la politica? Però ci lamentiamo, ma in Europa, visto che ce l'abbiamo con l'Europa, fino all'altro giorno chi è che abbiamo mandato in Europa a gestire la politica italiana? No, perché bisogna anche dirle le cose. Una volta si chiamavano i trombati.
i trombati che firmavano. Poi ce la prendiamo con l'Europa, ma c'eravamo anche noi che firmavamo queste leggi assurde che adesso è l'Europa. Guardate che ci siamo sempre stati noi in Europa, eh? Prego Susin. Beh, allora Mirella, hai detto giusto, si mandava in Europa le persone che probabilmente erano trombate, però bisogna tenere in considerazione una cosa, in Europa vengono fatte le leggi e dopodiché lo Stato italiano le applica. Allora in Europa secondo me dobbiamo andare i migliori politici che abbiamo in Italia per contrastare le politiche europee degli altri paesi, perché effettivamente in Europa oggi valiamo ben poco. Abbiamo un'opportunità forse prossimamente qua l'8 giugno di mandare delle persone competenti e una pattuglia molto importante che vadano a lavorare per l'Italia. Spero che gli italiani questa volta sentano il bisogno di andare a votare e prendere una decisione, che sia di destra o che sia di sinistra. Fermo Susin, fermo, voglio vedere chi candidano. No, voglio vedere chi candidano, anche il suo partito. No, calma Susin, perché adesso stiamo attenti, perché lei ha appena detto che ci vogliono persone competenti in Europa. Perciò, ecco, capiamo bene, avete sveglia Veneti a casa, capite quello che ha detto anche Susin, che è un politico. L'Europa ha bisogno di squadre italiane, perché siamo in Italia, giustamente, competenti. Prego Susin. Sono d'accordo e lo ribadisco. Poi per allacciarmi a quello che diceva il professore, volevo dire, purtroppo abbiamo anche dalla nostra un aspetto che è quello, come diceva, che se c'è una protesta vuol dire che c'è un malessere, c'è un problema. Questo governo sta prendendo atto di queste proteste, tant'è che mai come in questo governo sono stati stanziati fondi per l'agricoltura. Il ministro Lollobrigida e il presidente della nona commissione De Carlo stanno lavorando proprio in questa direzione. Noi purtroppo paghiamo lo scotto delle amministrazioni precedenti che non hanno avuto nessun tipo di voto popolare, ma sono state messe là e hanno fatto quello che è successo e che sappiamo nei 12 anni precedenti. Spero che questo governo, come vedo, insomma, sta lavorando in tal senso e che possa dare delle risposte certe e concrete agli agricoltori, ma non solo agli agricoltori, a tutti gli imprenditori che fanno l'economia di questo paese e che fa sì che possa crescere in modo adeguato, perché quello che ci serve è soltanto la possibilità di crescere. E per farlo, mi riaggancio a quello che si diceva prima, forse Mirella hai proprio ragione al dire che i problemi sono altri, perché come l'ho già detto in questa trasmissione, dobbiamo probabilmente guardare più alla sanità, perché se noi abbiamo una popolazione sana, abbiamo una popolazione che può lavorare in maniera adeguata, e sulla sanità, come abbiamo sempre detto, c'è da fare un gran lavoro. Grazie veramente a Luigi Susin, responsabile Dipartimento Imprese e del mondo produttivo Fratelli d'Italia come politica, e grazie per quello anche che ha detto. Io penso che qualcuno deve mettersi in testa di far lavorare anche questi ragazzi, ecco, insegnare a lavorare se non sanno lavorare, specialmente abbiamo queste carceri minorili piene di ragazzini, ma Susin, ma cosa gli facciamo fare dentro là, Susin? Vogliamo capire che dobbiamo reinventare anche questa storia di questi ragazzi, non saranno mica proprio dei delinquenti accaniti, professore? Vogliamo forse fare formazione anche là e farli lavorare, che forse che faria solo che bene, invece che tante teorie, molta pratica sul lavoro e sullo sport? Grazie Susin. Professore, cosa dice la mia idea di iniziare, visto che ne abbiamo anche pochi? Allora andiamo a prendere quelli che non hanno voglia più di far niente, che vedono il mondo come vogliono loro. No, questo è il mondo che ti propongo, adesso devi fare questo, prego. Allora, sicuramente oggi la punizione
anche se è un carcere minorile, ma non è educativa. Ma mi spiego in che senso. Non che non deve essere inserito all'interno di un carcere un ragazzo che ha fatto determinati atti, ma all'interno del carcere tu gli devi dare modo che questa persona faccia qualcosa, cioè si trovi un modo di reinserirsi. E quale miglior modo se no anche intraprendere un'attività di lavoro, intraprendere quindi qualcosa che nell'eventualità che domani tu venga scarcerato sai come reinserirti nella società, o comunque ti sei creato un profilo per il quale tu una volta fuori dentro non ci ritorni, perché dovrebbe essere questo il concetto. Ma se io esco e mi isolano e non so, e ho il nemico dietro l'angolo, dopo 15 giorni sono da dentro un'altra volta. Graziano da San Biagio, vai Graziano. Niente, resto basito quando sento certi discorsi dei giovani. I giovani gli resta cretini perché gli guarda il Grande Fratello e amici di questo e tutte quelle puttanate, scusate il termine, che come fai a imparare qualcosa che i giovani ha? Dopo, quando che uno va in carcere e quando che è mezzogiorno, se paga il pranzo, se no salta il pranzo. Inutile stare a fare i buonisti, mantenere i delinquenti. Uno quando che fa qualcosa deve pagare per quello che ha fatto. Non sta là a dare da mangiare, da bere, il riscaldamento, la televisione. Uno deve essere disoccupato, dice, è meglio che voi era un per di anni, ma passa il tempo e dopo vedremo cosa succede. Non c'è sommare. E dopo che troppe trasmissioni che veramente che cava il cervello alla gente. Amici, ballando con le stelle, il Grande Fratello, non ho mai capito cosa che fa questa idea. E dopo io guardo qualche mezzo minuto, Grande Fratello, dice sempre a chi dorme sotto le costere, sotto le querte, ma che cazzo fai via? Ti chiederà anche soldi magari. Non stiamo parlando massimo in trasmissione, grazie Graziano, devo chiudere perché abbiamo forato anche stamattina, ma il professore sorride, anch'io sorrido, per non dire, bisogna anche ridere perché verità. Questi sono gli esempi che diamo, è mica colpa di questi ragazzi che guarda, chi è che propone ste robe? Ecco, qualcuno dice improponibili per certi versi. Sì. Come ci saluta, professore? Cosa vuole dire anche a Graziano? Allora, guardi, io la saluto con una frase che mi ha detto ieri un mio carissimo amico al quale ho portato i miei ragazzi in gita a vedere la sua azienda dove fa ancora, è il terzo vivaista d'Italia. Ecco. Si chiama Graziano Salvan di Lusia. E ieri ha chiuso la giornata salendo su nella corriera e salutando i nostri ragazzi dicendo: ragazzi, la chiave del successo oggi è trovate un sogno e realizzatelo. Io voglio chiudere con questa bellissima frase perché è stata illuminante. I ragazzi devono recuperare anche i loro sogni, noi glieli abbiamo tolti, questa società stupida glieli ha tolti, loro devono cominciare a sognare. Grazie, veramente grazie anche al professor Claudio Previatello, grazie a Luigi Susin, pubblicità. Queste serate ce ne dovrebbero essere tantissime, proprio per portare le nostre testimonianze e il nostro dolore a chi purtroppo non lo capisce. Sono stata molto stupita di quello che ho visto, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto Antonio Fiadelli, però io vorrei spezzare una spada verso questo che ha detto lei. Mi permetta di dirle questo: noi perdiamo un figlio. Io ho perso un figlio 16 anni fa per colpa di un ubriaco che in città a Verona, io sono di Verona, facevi 130 km all'ora e mio figlio era su un marciapiede. Era ubriaco, viaggiava a folle velocità e me l'ha falciato. Mio figlio è durato 2 giorni, oggi sono 16 anni del ricordo di mio figlio e sono veramente molto emozionata oggi di parlare con voi. Però vorrei dirle questo: noi familiari
che ci troviamo come tantissima gente, perché io stasera vi porto anche i saluti della mia associazione, di centinaia di mamme che come noi vorrebbero giustizia ma non l'hanno avuta. Allora io le spiego una cosa: quando succede un incidente stradale, che tu saluti tuo figlio o tua figlia alle 7 della sera, come è successo a me, le dici vieni a casa presto perché domani devi giocare a calcio, va bene mamma, non preoccuparti. Gli messaggi, io devo averli messaggiato 10 minuti prima di questo incidente e poi arriva una telefonata dove ti dicono che tuo figlio è stato coinvolto in un incidente stradale e devi andare al pronto soccorso. Da lì è successa tutta la mia tragedia, perché da lì non ti trovi più un figlio, ti trovi una tavola che io non apparecchiavo più per 3 persone perché era il mio unico figlio, ma ne apparecchiavo per 2. E quindi ti smarrisci, non capisci più niente. È come se uno tsunami entrasse in casa tua e ti spaccasse tutto, perché non sai se sei una mamma, se sei una moglie, e perché tu resti su questa terra e lui a 17 anni se ne va, per colpa di una persona che ha guidato in maniera scorretta ed era ubriaco 4 volte e mezzo. Quindi in questo momento, nel momento proprio della follia totale che hai e dello smarrimento, ti appoggi alla giustizia, perché ce l'hanno insegnato da piccoli. Da piccoli, se tu facevi qualcosa a scuola ti davano una punizione, la mamma lo stesso, ma giustamente se una persona uccide sulla strada non vedo che differenza c'è se la uccide volontariamente, perché secondo me una persona che guida in stato di ubriachezza 4 volte e mezzo è volontario di quello che fa. Però adesso abbiamo visto un video che io lo porto nelle scuole, questo video grazie a Mirella che me l'ha girato mesi fa, e veramente dà i suoi effetti, davvero, è molto impattante per i ragazzi. Sentiamo anche cosa succederà. Passa all'esame della Camera per approdare ora in Senato il nuovo codice della strada, il via libera con 163 voti favorevoli, 107 contrari. Tra le novità contenute nella riforma un inasprimento delle pene per chi guida sotto l'effetto di alcol e droga oppure utilizzando il cellulare. In questo caso la patente è sospesa per un periodo che va dai 15 giorni fino ai 2 mesi, multa fino a 2.588 euro. La riforma introduce più tutele per ciclisti e pedoni, intensifica il lavoro sull'educazione stradale nelle scuole e riduce, questa è la norma più contestata, il limite di potenza delle auto guidate dai neopatentati. In Veneto trova piena approvazione. Plaude al lavoro del ministro Matteo Salvini il presidente del Veneto Luca Zaia, che parla di stretta necessaria, annotando la maggiore attenzione rivolta ai giovani e responsabilizzazione di chi si mette alla guida. Alberto Stefani, segretario regionale del Carroccio, parla di doverosa stretta alla giungla degli autovelox solo per fare cassa. La riforma prevede infatti che non sarà più possibile mettere autovelox nelle aree con limite sotto i 50 km/h. Inasprisce però le multe per eccesso di velocità. Si pagherà fino a 1.084 euro. Patente sospesa fino ad 1 mese in caso di recidiva. Anche a Venezia sarà possibile accertare e sanzionare la velocità dei natanti grazie al Barca Velox, che il decreto introduce in via sperimentale. In monopattino sarà obbligatorio indossare il casco e i mezzi dovranno avere assicurazione e contrassegno in vista. Potranno circolare ma non fuori dai centri urbani. Ed è con noi Patrizia Pisi, vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e Mala Sanità, che ringrazio tantissimo. Grazie Patrizia di essere con noi. Saluto anche Angelo Pietro Fasan, ex educatore LULSU Area Disabilità, ora fa il volontario, una cooperativa Orchidea di Montebelluna, che ci racconterà anche lui quello che è successo, quello che vedeva e anche delle riflessioni che faremo tutti con questo nuovo codice della strada che è passato alla Camera, adesso deve passare al Senato. Allora, chi meglio di Patrizia Pisi può dire cosa ne pensa, visto che siete l'associazione a livello nazionale, che toccate con mano, che vi confrontate con questi politici, che delle volte non si riesce a capire se sentono o se devono invece ascoltare, che è una cosa diversa tra sentire e ascoltare. Cosa ne pensi, Patrizia Pisi, di questo nuovo codice rosso della strada? Ma innanzitutto grazie sempre di invitarmi, Mirella, e di tenere alta l'attenzione su questo tema che non se ne parla mai.
Guarda, noi ci siamo confrontati ieri sera, abbiamo parlato proprio in associazione di questo nuovo codice della strada e sinceramente ci sono tante lacune, tanti perché sì, hanno inasprito le pene, va benissimo, e noi abbiamo richiesto di fare educazione stradale nelle scuole e sembra che sia stato accettato, però i controlli, dove sono i controlli? Perché va bene che ha inasprito le pene, ma ci devono essere anche gli agenti che fermano in caso che vedono una persona che guida col cellulare per multarla. Quindi la mia domanda è, aumenteranno gli agenti sulle strade, aumenteranno i carabinieri, la polizia, cioè saranno in grado di fare effettivamente queste multe, di trovare queste persone che guidano in maniera scorretta? Queste sono le domande. Senti Patrizia, ma non è che abbiamo troppi agenti negli uffici? Cioè già sono pochi. Se quei pochi li lasciamo all'interno degli uffici perché c'è una burocrazia che fa spavento, ma qualcuno l'ha messa appositamente, non è che sia piovuta dal cielo la burocrazia, è la politica che fa questo, che deve prendersi cura di questo. Io penso che una volta c'era la polizia stradale e si era terrorizzati di incontrare lungo la strada queste pattuglie che c'erano. C'erano meno macchine, sì, è vero, certo. C'era un altro modo anche forse di guidare. Adesso c'è una confusione fatale, basta quando arrivi nelle rotonde con la segnaletica, che non riesci neppure a capire dove stai andando e cosa devi fare. Nessuno che rispetta niente, perché tanto esco da casa e faccio le regole che voglio io, ma si può continuare sempre a dare la colpa alla strada. Ecco, la strada è la nemica. O siamo noi che siamo nemici? Io mi ricordo sempre quando mio marito mi raccontava che quando andava in Svizzera ancora tanti anni fa c'erano i bambini che dirigevano il traffico, i bambini di 10 anni. Nessuno sgarrava, tutti rispettavano i codici della strada. Facciamo fare a noi questo? Ma c'è qualcosa che anche tutti noi dobbiamo iniziare a capire, che quando sali in macchina sei su una bomba a orologeria che può scoppiare in qualsiasi momento se non hai i riflessi pronti e non stai alle regole della strada. Patrizia Pisi. Sì, sono d'accordissimo. Guarda, hai detto le cose giustissime. Purtroppo dov'è la polizia stradale? Brava, dov'è la polizia stradale? Anche perché è vero, una volta c'erano meno macchine, ma appunto perché adesso ci sono il triplo di macchine, c'è un traffico intasato a ogni ora del giorno, perché non è che dici quando vanno a lavorare, no, c'è un traffico esagerato, ci sono le strade piene di buche perché abbiamo delle strade impossibili, ma la polizia stradale dov'è? Io guarda, quando faccio gli incontri, mi assistono con me, vengono o la polizia stradale o la polizia locale, e io tutte le volte nei miei incontri con i ragazzi dico bisogna aumentare le forze dell'ordine, e loro mi dicono poi ma guardi che non dipende da noi. Ok, allora da chi dipende, Mirella? Ma cosa dobbiamo fare? Perché noi abbiamo richiesto tantissime volte più agenti sulla strada, ma sembra che la nostra voce vada in cielo e non l'ascolti nessuno, perché dobbiamo avere un controllo. Una volta tu uscivi di casa e se passavi col giallo e vedevi il vigile dicevi oddio adesso ho preso la multa, e invece magari non la prendevi. Ma adesso con tutte... Ma sai cosa c'è? Sai cosa dicono negli incontri? Che ci sono le telecamere. Ma cosa fanno le telecamere? Ma se una guida col cellulare in mano, perché ormai lo sappiamo tutti, quando si va sulla strada una macchina sì, una macchina no, hanno il cellulare in mano, con macchine da milioni, perché abbiamo tutti il Bluetooth in macchina, eppure abbiamo il cellulare in mano. Ma se ci fosse un vigile o un agente lo ferma e lo multa immediatamente, allora come sarà un domani il nuovo codice della strada, gli ritira il cellulare. Ma se non ci sono le pattuglie, Mirella, chi farà tutto questo? Nessuno.
Sentiamo cosa ne pensa anche Angelo Pietro Fasan, ex educatore, qui si parlava anche di educazione stradale, ma sempre di educazione, all'ULSS 2 area disabilità, perché poi sentiamo i morti, i numeri, ma non sentiamo poi le persone che rimarranno veramente colpite per tutta la vita, perché non avranno più le gambe, non cammineranno più, saranno in sedia a rotelle, perciò riabilitazione a nastro e senza contare tutto il resto anche per la famiglia che cambia il mondo completamente. Prego Fasan. Beh, intanto un saluto a tutti, ti ringrazio per questo invito. Questo problema lo sto affrontando adesso personalmente come famiglia, perché pensa che sto facendo la scuola guida a mia figlia di 26 anni che ha deciso di prendersi la patente. Ti assicuro che stare a fianco con lei, anche con la macchina con scritto P che lei ha il foglio rosa per Montebelluna, io tremo, perché effettivamente la confusione di auto che c'è, gli incroci, quando arriva in rotonda trovi sempre quello che non rispetta, che va via dritto sempre perché le frecce le hanno gli indiani e basta. Cioè io ti dico, anche stamattina che l'ho portata al lavoro e ha guidato lei, io sono sempre là che tremo, dico mamma mia, ed è il problema che io, come chiaramente la signora lo sa benissimo, il problema che tutte le famiglie hanno rispetto ai figli. Cioè, io ho sempre paura di questo. Nella mia esperienza come educatore nel SIL, Servizio di Inserimento Lavorativo, mi sono capitati più di qualche ragazzo che a seguito di un incidente ha avuto un problema fisico importante, soprattutto per quanto riguarda poi il problema del trauma cranico. Cioè noi lì abbiamo un problema molto grosso, perché il ragazzo ha difficoltà poi a recuperare, la terapia è lunghissima e non è un piede rotto né una gamba rotta, ma è un problema cognitivo che può renderlo meno amato per tutta la vita. Quindi il problema dell'auto e della sicurezza in auto, secondo me, oggi come oggi, se vediamo anche dal punto di vista degli infortuni stradali, anche per andare al lavoro, forse è uno dei più grandi. E non è, come viene detto, adeguatamente sorvegliato e adeguatamente assistito. Io sono convinto che nelle città, lo dico perché ho un altro figlio che vive a Bologna, i 30 km all'ora dovrebbero andare bene in futuro per tutti, perché non si vede perché uno deve correre così forte. Eppure Fasan? Eppure siccome appunto non ci sono controlli, come si dice, ognuno fa un po' quello che vuole, tutto qua. I cartelli sono un optional, chi se ne frega? Un optional, sì, i vigili io sono convinto che sono pochi e che comunque hanno incombenze oltre alla strada amministrative tantissime, perché li vedi girare per le case a portare il certificato, vedere questi, quindi hanno tutta un'altra serie di altre incombenze che non quelle della strada, e quindi li vedi poco per strada. Allora adesso spieghiamo invece cosa fa Pietro Fasan alla cooperativa Orchidea di Montebelluna, perché è anche volontario. Allora, beh, è chiaro che una persona, io almeno penso, ho fatto 35 anni di disabilità, poi sono da 2 anni in pensione, non è che posso andare, non me la sono sentita di andare in giro in bicicletta come tanti. E qui è stato merito del presidente Oscar, che mi ha chiamato 2 anni fa mentre ero in vacanza. Mi ha detto che aveva bisogno di me perché dopo 2 anni di Covid hanno bisogno di una persona che mette un po' in manutenzione un po' di la cooperativa Orchidea, diciamo, una cooperativa che lavora nell'area della salute mentale. Ha una struttura bellissima a Montebelluna che è Casa Bolani, che è stato un lascito, hanno investito parecchio, gestiscono un centro diurno con una ventina di persone adulte che vanno al mattino e poi tornano a casa la sera, hanno 2 appartamenti di persone abbastanza autosufficienti, però soprattutto hanno un'attività collinare e agricola, perché hanno un laboratorio per la trasformazione di marmellate e succhi di frutta, e per questo hanno una coltivazione di mirtilli buonissimi. L'altro anno abbiamo fatto 850 kg di mirtilli. Hai capito, bravi. E a giugno c'è la festa del mirtillo. Cosa faccio io? Mi occupo della parte del verde, perché mi piace, è la mia attività fisica
e quindi abbiamo fatto tutta la manutenzione dei mirtilli e degli alberi, e da 2 anni ho la collaborazione con l'Istituto Agrario Sartor di Montebelluna, che con piacere vengono su con la corriera, una trentina di ragazzi, senza loro non si riuscirebbe a tenere in ordine tutto. Devono venire l'ultima volta qua adesso l'11 di aprile perché piove, per finire di mettere un po' i sostegni anche a 50 alberi di olivi che hanno piantato l'anno scorso. Quindi questa collaborazione è fantastica, i ragazzi arrivano, stanno con noi e ci danno una mano nella manutenzione di tutta la collina. Come vedi questi ragazzi, Fasan? Perché non hanno voglia di fare niente, non hanno voglia? Sì. Allora, i ragazzi giovani, Fasan. Sì, i ragazzi della scuola. Allora, i ragazzi della scuola hanno bisogno intanto di esperienze, mi dicono gli insegnanti, vengono volentieri perché hanno bisogno di esperienze all'aperto. Perché la scuola li forma, è vero, però poi lì nel campo si vedono che devono essere... Ma io li vedo bene perché si danno da fare, devo anche stare attento un po' che non si facciano male, dire la verità, perché vanno sopra gli alberi e vogliono la motosega. Alcuni di loro poi hanno anche delle aziende agricole, quindi li vedi subito che sanno già, che hanno la manualità per certi strumenti. Non serve dire però avete niente. Sentito, questi ragazzi hanno voglia di fare, indipendentemente della scuola, poi loro hanno voglia di essere intrigati, hanno bisogno dell'ambiente. Allora, quello che chiedo invece a Patrizia Pisi è il dramma di queste famiglie, di questi ragazzi poi, perché perdono i fratelli, ecco, la famiglia è completamente diversa. Non pensiamo poi neppure per un secondo a quei genitori veramente figli unici, come sta facendo Patrizia Pisi, che sta spiegando un dolore immane, però si investe poco su quello che potrebbe essere, ecco, il benessere anche della famiglia. E voi rappresentate anche questo, perché voi rappresentate poi queste famiglie distrutte, questi familiari che non si danno pace e che non vengono ascoltati. Ma se non ascoltano neppure voi che siete a livello nazionale, chi è che ascoltano? Allora la politica dov'è che vuole andare a parare? Ma avranno pure anche loro figli, nipoti. Cioè io non riesco a capire qual è l'obiettivo se continuano a sentire e non ascoltare quello che voi dite, che voi sapete, perché avete toccato con mano, sapete cosa vuol dire e la necessità che c'è di mettere a norma determinate situazioni. Prego. Sì, ma Mirella, non c'è proprio niente, noi siamo completamente abbandonati nel nostro dolore e l'abbiamo visto anche nell'incontro che abbiamo fatto poco tempo fa all'ippodromo di Treviso. Hai visto, queste famiglie sono completamente distrutte, sono completamente assenti e purtroppo non c'è nessuna istituzione che si occupa di questo, perché noi l'abbiamo chiesto tante volte a Roma, abbiamo chiesto che ci aiutino, che ci diano, addirittura noi abbiamo fatto una proposta nel 2014, pensa, 10 anni fa. Noi siamo andati a Roma e abbiamo fatto una proposta che quando succedesse l'incidente mortale, oltre all'ASL, oltre all'ambulanza, partisse insieme l'assistente sociale che doveva seguire la famiglia almeno per 4-5 giorni. Si chiedeva questo perché in Belgio esistono queste cose, solo in Italia non esiste niente. Allora mi è stato risposto che adesso ti danno, quando c'è il decesso, viene in ospedale o dove sei, quel giorno lì viene il psicologo. Ma cosa me ne frega, scusate, permettetemi questa esclamazione, cosa mi interessa che viene il psicologo, che io in quel momento lì non so neanche se sono viva o se sono morta, perché ti dicono che tuo figlio 5 minuti fa era vivo e adesso non c'è più. Io mi ricordo che quando me l'ha detto questa psicologa, io l'ho guardata e lei si è messa a piangere. Quindi voglio dire, non c'è nulla a livello istituzionale che aiuti queste famiglie. È il privato. Io a Verona ho aperto uno sportello per tutte le vittime della strada e sono una volontaria, perché io, come il signore che stamattina con noi cordialmente condividiamo tante cose, anche noi siamo volontari e io ho aperto questo sportello e accolgo tutte le vittime della strada che hanno bisogno di condividere il loro dolore, di parlare con una persona che come me ha avuto lo stesso diciamo impatto in questa vita, perché è una
una cosa veramente forte, che ci vogliono tanti anni per capire effettivamente cosa è successo. Quindi voglio dire, a chi dobbiamo chiedere? Vedi Mirella, non c'è proprio nessuno che ci ascolta. Sembra quasi che 3.200 morti all'anno, perché anche nel 2023 sono stati 3.150, ma è possibile che nessuno dica niente e nessuno si metta nei panni di queste 3.150 famiglie? E non dimentichiamo che ci sono 15.000 feriti. E traumatizzati, perché abbiamo parlato dei morti, delle vittime, i traumatizzati. Fasan, come commenta le parole di Patrizia Pisi? Allora, guarda Patrizia, io ho costituito anni fa la prima associazione per persone con problemi familiari della psichiatria, ok? Perché io ho un familiare. E poi nell'area della disabilità ho avuto modo di incontrare tutte le associazioni di familiari e devo dire che per fortuna, e ringrazio tutti i familiari che si danno da fare per il loro caro, per il loro bisogno, perché altrimenti nessuno ti aiuta. Cioè, nel senso, poi arrivano le istituzioni, ma perché arrivino bisogna che i familiari, cioè quello che si è ottenuto, nessuno te l'ha regalato. Chiaro? È stato finora nel campo della disabilità, nel campo della psichiatria, se vediamo poi la legge 80, adesso nel campo degli incidenti, quello che si ha è per merito dei familiari. È chiaro che l'elaborazione del lutto in qualsiasi caso, ma molto di più per un ragazzo giovane, è per una famiglia devastante. Deve esserci qualcuno che aiuta. Ovvio che gli incontri tra i familiari, quello che poi viene fatto anche con i disabili, aiuta molto le famiglie, perché una famiglia ha bisogno di sentire la solidarietà e che non è sola, e anche magari l'esperienza di un'altra famiglia nel superare questo dramma. Io non dico che bisogna che l'UILS o comunque lo Stato organizzi queste robe, l'importante è che diano gli strumenti alle famiglie per poter far questo, quindi una sala, un incontro, anche un contributo, perché le famiglie si devono trovare. Io ho visto che traggono molto beneficio quando le famiglie si ritrovano assieme perché hanno un qualcosa in comune. Ma io devo dire che se abbiamo avuto finora anche nell'area della disabilità delle grandi conquiste tipo il servizio SIL, è merito dei familiari. Allora andiamo a Udine, guardate cosa è successo a Udine, hanno creato questo bar disabili intellettivi, andiamo a vedere. Idea folle, ci lanciamo in un'attività così rischiosa forse in questo momento, ma siccome noi non vogliamo fare utile, noi vogliamo che le persone con disabilità intellettiva possano lavorare. L'Anfas Udine aprirà e gestirà un bar in cui lavoreranno persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che saranno seguite da 2 tutor del mestiere, oltre che formate per la gestione dei rischi. Il bar aprirà a maggio in Corte Savognane. L'associazione regolerà orari e mansioni in base alle capacità dei ragazzi impiegati, che all'inizio saranno 6, suddivisi in turni da 3-4 ore. L'obiettivo dell'Anfas è agevolare l'inserimento di queste persone nel mondo del lavoro, ma anche in un progetto di vita che li renda autonomi. Ci è stato chiesto fortemente dalle famiglie che non condividono in questo momento come l'abitare possibile è gestito dall'ente pubblico, di avviare una palestra di vita dove le persone con disabilità intellettiva imparano a vivere autonomamente per quanto possibile con i supporti che servono, e poi proprio degli appartamenti, almeno uno intanto per partire, per queste persone che stanno uscendo dal servizi pubblici, per cui da appartamenti che sono gestiti dall'azienda sanitaria, e vorrebbero invece venire con l'Anfas, che ha un'idea un po' diversa dell'abitare possibile. E quello che noi vorremmo è proprio collegare l'abitare col lavoro, perché mi sembra che le due cose sono strettamente legate. Il bar apre a maggio? Io spero di sì, entro fine maggio di aprire, sarete tutti invitati all'inaugurazione ovviamente. Ecco, questa grande associazione, un'altra associazione che io conosco, ecco, anzi saluto veramente Graziella, che è la presidente regionale dell'Anfas, ma quello che vogliamo capire è che abbiamo bisogno di parlare di inclusione. Finché noi continuiamo a chiamarli disabili
diversamente abili. Prima avevano dei nomi veramente che facevano ribrezzo nel vero senso della parola, ma iniziamo a trattarli come persone, a fargli vivere la quotidianità che viviamo tutti noi. Forse riusciremo a fare un passo in avanti. Cosa dice Fasan? Sì, allora, a me non piace tanto la parola diversamente abili. Diciamo no, meno male. Persone con disabilità, perché tutti potremmo avere delle disabilità. Fermo perché abbiamo Livio, se no mi cade la linea. Vai Livio. Livio? Niente, non lo sento. Prego Fasan. No, allora è chiaro che finché hanno un'etichetta come ce l'ha il malato mentale, difficilmente troverà poi modo di integrarsi, perché c'è paura, c'è tante problematiche. Bisogna superare queste cose qua. Per superarle bisogna che ci siano dei servizi, ad esempio il bar può essere sicuramente a Crespano del Grappa. La cooperativa Vita Lavoro ha aperto anche lei al mattino un bar dove fanno le colazioni, e il problema qual è anche? Il problema è pagare i ragazzi che vanno, non è così semplice, perché se prima c'erano i voucher che poi sono stati tolti, che però andavano bene probabilmente per queste situazioni, anche il ragazzo con disabilità che si trova a lavorare in un bar anche per un'ora vorrebbe avere giustamente una controparte che è anche economica, perché così si sente inserito. Fermo, perché qua aprire una parentesi. Perché si fa questo, Fasan, e non si danno i soldi alla persona che lavora, perché chiamiamola persona, certo. Perché si danno i soldi alle cooperative e cooperative poi gestiscono tutto questo ambaradan. Certo. Allora, vogliamo capire che forse dobbiamo rivedere le cose in maniera giusta, e se trattiamo queste persone, queste creature che poi lavorano in maniera incredibile, con una passione, con una perfezione che veramente delle volte dici ma abbiamo guardato fino adesso, abbiamo fatto finta di non guardare? Quello Fasan che mi fa rabbia. Ecco, non riusciamo a guardarli con gli occhi giusti, anche noi, perché continuiamo a chiamarli con questi aggettivi veramente incredibili che fanno solo male. Li abbiamo sempre divisi, li abbiamo sempre nascosti, li abbiamo sempre isolati, perché o escono loro e non escono gli altri, mai insieme. Io ne so qualcosa anche al Parco dello Storga, io ne so qualcosa, lo dico qua pubblicamente. Allora, se non facciamo questo è inutile che continuiamo a parlare. Prego Fasan. Tu sai che il mondo del lavoro è selettivo, ok? Cioè, nel senso che anche una persona tra virgolette normale fa fatica tante volte a concorrere, perché il mondo è diventato sempre molto più esigente, sempre più produttivo, eccetera. Trovare la collocazione per ragazzi che hanno delle difficoltà lavorative non è facile, bisogna scontrarsi, perché c'è la produttività, ci sono le regole poi chiaramente nel mondo del lavoro della sicurezza, quindi c'è tutto un mondo dove le persone con disabilità e con difficoltà fanno fatica. Il SIL, come altri strumenti, aiuta a fare questo passaggio. Spieghiamo cos'è il SIL, perché a casa non lo sanno. Allora, e dai, con le sigle nessuno conosce. No, ma è giusto. Allora, il SIL è un servizio di inserimento lavorativo che ormai da 40 anni si occupa del collocamento al lavoro delle persone con disabilità. Con disabilità vuol dire essere iscritti al collocamento obbligatorio e avere più del 46%. Dove sono queste persone? In questo momento? Che lavorano? Dove sono che non le vedo? Dove sono? Allora, noi nella provincia di Treviso tutto sommato riusciamo anche, si è riusciti finora e ancora i miei colleghi riescono a fare dei collocamenti mirati presso le aziende che sapete devono avere almeno più di 15 dipendenti per poter avere degli obblighi, ok, di legge. E tutto sommato, per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, non sempre, però qui il territorio ha anche risposto rispetto ad altri d'Italia, e quindi si fanno dei percorsi di tirocinio, e poi una volta che il ragazzo, la ragazza chiaramente è inserita nel mondo dei supermercati, vedi anche altre aziende. No, io proprio non li vedo, no, scusa Fasan. Ci sono, vabbè, devi andare Fasan, dentro. Aspetta. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. E buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo a lei signora, ecco, quando parlerà con i politici stia attenta, le dica queste piccole cose,
intanto quando manca il personale, lo dice uno che viene da quel settore del controllo, ormai sono un pensionato e vecchio. Ecco, le dica a quei politici, quando gli risponderanno che non hanno personale, il personale conta, che contano solo delle bugie. Perché se noi mettiamo le pattuglie sulle strade, signora, con gli introiti che hanno delle contraddizioni, praticamente praticamente è una partita di giro, ha capito il discorso? Praticamente non è vero che è la volontà politica che non vogliono assumere, perché sennò più assunzioni e più pattuglie sulle strade, come ha detto lei, ci sarebbero più controlli giorno e notte. Poi un'altra cosa che io adesso non ho ancora letto il decreto nuovo che devono portare, anche questo gli dica, signora, una cosa importantissima, specialmente quando c'è una giornata, le dico sempre per esperienza di uno che è venuto da quel settore, quando ci sono delle brutte giornate o di nebbia o di pioggia, le pattuglie non possono star fuori e tutto, ma ci vorrebbero, sia quel tempo bello che quel tempo brutto, delle pattuglie civetta. E le spiego cosa vuol dire pattuglie civetta. Una pattuglia in borghese, attrezzata basta che spinga un bottone, escono le sirene, si ferma sulla destra e si sanziona, perché anche quelle sono importantissime, che la gente non deve sapere cosa praticamente chi è che ti controlla e tutto. E vedrà, poi un'altra cosa, signora, le dica, che anche i mezzi pesanti devono essere controllati, specialmente quelli che vengono dall'est. Perché si vede di tutti i colori, ecco, e non è vero che non possono assumere personale, perché tutti gli introiti delle sanzioni amministrative, se andiamo a guardare il codice della strada, signora Mirella, anche questo quando lei parlerà con qualche politico, l'andrebbero fatte per la segnaletica stradale. Se viene qui noi nella bassa trevigiana non abbiamo neanche, se viene un po' di nebbia non si sa dove andare perché non ci sono neanche le linee bianche, non le fanno più neanche strade provinciali, strade statali, non ci vedono. Io vorrei sapere perché non fanno queste cose. Signora, mi raccomando, quando avrà incontri con i politici le dica queste cose. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco Valleri, prego Patrizia Pisi. Effettivamente è una volontà politica, non vogliono assolutamente investire io sono convinta che non vogliono investire sulla sicurezza stradale, perché è impossibile. Abbiamo sempre visto pattuglie sulla strada, abbiamo sempre visto addirittura dove sono le moto sono sparite, le moto. Io non vedo più le polizia stradale sulla moto, io le dico la verità, io sono di Verona. Io non vedo mai pattuglie in giro, se le vedo in giro sono in macchina, passano in macchina e vanno non si sa dove, non so, certo come dice lei ci sarà una burocrazia incredibile, per carità gli fanno fare di tutto a questi agenti, ma perché non investiamo sulla strada? Perché questi 3.200 morti, adesso Salvini ha fatto una dichiarazione, ha detto sono contento che la Camera ha approvato questo nuovo codice della strada perché io voglio ridurre i morti sulla strada. Ma perfetto, noi siamo con te, perché io non vedo l'ora di non leggere più morti sulla strada, perché in questi 3 giorni di bel tempo, Mirella, qui sul lago di Garda sono morti 3 motociclisti, perché adesso comincia la bella stagione e vanno fuori con le moto. Quindi perché non mettiamo le pattuglie, per favore? Però Patrizia Pisi, se ricordi, quando abbiamo incontrato Gigi Pirollo che insegna educazione stradale e guida, lui ha detto una cosa importante: su 100 ragazzi 90 non sanno guidare, usano la frizione al posto del freno, non sanno neppure cosa vuol dire veramente guida, e questo veramente fa pensare perché allora non è così semplice, e non mi sembra neppure che questo nuovo codice della strada eviti la pericolosità, perché anche quelli che hanno preso la patente possono guidare auto di grossa cilindrata. Non solo cioè le auto di grossa cilindrata si possono guidare anche se non sei espertissimo. Queste auto poi che corrono sempre più forte, non serve di essere di grossa cilindrata, perché anche un incidente a 50 all'ora, se cozzi contro un corpo contundente e se ne vieni fuori sei anche bravo. Cioè c'è qualcosa che non torna. Ma allora come si fa a farsi ascoltare, Patrizia Pisi? Perché dovremmo pure arrivare a un dunque, a confrontarci. Allora mi viene in mente una cosa, quella che ho sentito ieri Gratteri, questo
questa persona che forse sa usare le parole giuste, ma perché non facciamo i test intellettivi anche ai nostri politici? Se bevono, se ricoprono determinate poltrone, se bevono, se si drogano. No, perché viene a pensare, perché dice se uno è ubriaco e fa una legge nel momento che è ubriaco, pure firma, l'ha detto chiaro e tondo. Cioè bisognerà pure che ci inventiamo anche noi qualcosa per far capire che dobbiamo essere ascoltati nella maniera giusta, perché quando perdi una persona, un figlio, non torna più, Guardate che non torna più questo ragazzo e non ha più nessun'altra vita, a parte qualcuno dirà ne ha un'altra, per carità, io rispetto tutti e tutti, ma per questo familiare, come dice Patrizia, io la tavola non la preparo più per 3 persone, lo so. La preparerò per tutta la mia vita, se avrò la fortuna di vivere a lungo o sfortuna, conforme come si vede, per 2 persone. Ecco, perché non si fa questo? Perché veramente delle volte fanno pensare, e io direi che la proposta di Gratteri io la sposerei in pieno, se mi voglio fare i test a me, io faccio qualsiasi cosa perché sono a posto, io non ho problemi di fare questo test. Cosa dice Patrizia? Sì, io guardi, addirittura le dico la verità, c'è stato un momento anni fa che ho detto ma qua non fanno niente per l'alcol, non capisco perché l'alcol lock, il famoso alcol lock, che è la novità di questo codice della strada, l'alcol lock. Sono anni che abbiamo fatto questa proposta noi alla Camera dei Deputati, anni come associazioni di vittime della strada. Abbiamo detto va bene, allora vogliamo ridurre i morti sulla strada per stato di ubriachezza, perché anche mio figlio purtroppo è morto per questo problema, perché si mettono alla guida e sono ubriachi. Mettiamo questo dispositivo che come sale sulla macchina sente l'alito e la macchina non si mette in moto. Perché non lo fanno? È come il braccialetto elettronico. C'è il braccialetto elettronico, ma prima ammazzi, poi ti metto il braccialetto. Prima la distruggi, cioè non funziona. Luciano da Desenzano, vai Luciano. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mirella. D'accordissimo al 1000% di quello che state dicendo. D'accordissimo, ma il magistrato Gratteri poteva dirlo in un altro modo, poteva dirlo, sono d'accordissimo, fare il test a tutti, certo, ma anche il test No, scusa che non ho capito, in che maniera doveva dirlo secondo te? Ma niente, lo vedo tante volte, ma doveva dirlo vabbè, niente, lasciamo perdere, l'ha detto, ha fatto bene. Ha detto e l'ha fatto bene, fare il test a tutti, ma volevo dire alla signora che ricordi Mirella che ne abbiamo parlato una settimana fa, no? Io ho 59 anni di patenti, ho 78 anni fra 6 mesi, non ho mai fatto il minimo incidente, perché mio padre prima di tutto mi ha insegnato a 13-14 anni andare col piccolo camion, con la macchina, e è morto a 88 anni, non ha mai fatto un piccolo incidente, ci vuole un po' di cervello sulla strada. Signora, mi scusi se guardo la signora bionda, quel che è capitato, io fino a 60 anni quasi andavo a giocare a calcio e dico la verità, ho detto alla Mirella già la settimana scorsa, io dopo la partita bevevo un minimo mezzo litro di vino, pane e salame, e dovevo fare 12 km e andare a casa e andavo giù dalla strada, diciamo, di campagna, perché se mi fermavano, ma io quando so che piove oggi, adesso parto in macchina, devo andare non a 100, devo andare a 80 all'ora, è così in tutte le cose della vita. Signora, l'ho detto già alla Mirella la settimana scorsa, qua alla mia prima rotonda che ho qua a 300 metri, alle 11 l'altra settimana, una signora quarantenne, perché l'ho vista bene, mi è passata davanti, mi ha tagliato completamente la strada, completamente, ti taglia alle 11 la mattina, non sono ubriachi. Ho visto ieri, Mirella, che uno è passato in centro a un paese a 112 all'ora, certo ci vuole il controllo,
Grazie Luciano, le riflessioni sono molto chiare, ti ringrazio della telefonata, però vedi Luciano che continui a non capire, il problema non sei tu che ti comporti bene, basta che trovi un cretino, cioè non è che ne devi trovare 20, basta che ne trovi uno, tu puoi andare piano finché vuoi, ma se l'altro corre come un pazzo e non rispetta la segnaletica, tu puoi andare piano, il problema è che poi muore quella persona che non c'entra niente e l'altro si salva. Come commenta la telefonata Pisi? Che ha ragione perché anch'io sono quasi 40 anni che ho la patente e io non ho fatto mai un incidente fortunatamente, ma perché quando ci si mette al volante bisogna essere concentrati solo su quello che si fa, cioè guidare e basta, non è difficile. Io devo andare a lavorare, vado a lavorare in macchina, quando smonto dalla macchina telefono, mi trucco, faccio quello che devo fare, ma non cominciamo a fare di tutto, perché sulla macchina ormai manca solo che cucinino, che si facciano anche la colazione e siamo a posto perché fanno di tutto. Io addirittura, come diceva l'ospite di prima, addirittura ho visto su un camion che aveva un tablet, che c'era rosso, aveva un tablet sul volante. Ma non esistevano queste cose, non ci insegnava nessuno questo. Quando si fa una cosa, si fa solo quella. Anche mio padre mi diceva sempre: in quante persone andate via? Io ero giovane, in quanti andate via con la tua macchina? Perché ero sempre piena di amiche. Ricordati, Patrizia, che sei responsabile di tutte le persone che hai in macchina. Invece adesso purtroppo non è più così. Io vado nelle scuole e vedo proprio superficialità. Secondo me manca tanto anche, Mirella, la famiglia. Io proprio vedo che manca la famiglia, mancano le basi. Ma se le mamme fanno attraversare col rosso, se le mamme tengono i bambini davanti, vogliamo capire che questi bambini cresceranno, ecco, le cinture di sicurezza, voi vedete che dietro le persone hanno le cinture di sicurezza? No, ditemi se voi vedete che le persone si mettono le cinture quando salgono dietro. Voi guardate, abbiamo Antonia da Vidor, ciao Antonia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, ciao Mirella. Due cose veloci. Mi sentite? Sì, bene Antonia. Sì, ok, perfetto. Allora, secondo me, e non solo secondo me, ma lo dico ora perché tu hai un pubblico molto importante, è importante anche la collaborazione delle scuole guida. Abbiamo detto che i ragazzi non sanno guidare, perché non facciamo fare più ore? Perché andare a scuola guida magari costa così tanto e si punta solo a fare 5 o 6 lezioni. Cioè, anche questa è una cosa importante dove probabilmente le scuole guida hanno bisogno di altre direttive, perché noi adulti ogni tanto non siamo costretti a fare un corso di aggiornamento. E ultima domanda e poi vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione. Le persone che soffrono, Patrizia lo sa bene, fanno fatica a proporsi. Abbiamo bisogno di riceverlo l'aiuto, perché quando uno soffre fa fatica a bussare la porta. Ti è capitato qualcosa, Antonia, che ti vedo che ti stai inclinando la voce? Sì, perché mi emoziono, io sono l'Antonia Nardi. Ecco chi sei, Antonia, cara. Sì, ma non ha importanza chi sono. No, volevo capire io perché la voce non ho sbagliato. Vai Antonia. Sì. Ecco, solo queste due cose, cioè nel senso che penso sia importante agire anche sul rinnovo delle patenti, che siano fatte in maniera molto più attenta, che i ragazzi quando vanno a prendere una patente siano seguiti di più, ci sia più insegnamento, ci sia più rigidità, ma non per essere villani, ma perché è una cosa seria imparare a guidare e c'è bisogno, ripeto, che noi adulti abbiamo anche noi dei rinnovi. E per quanto riguarda il discorso della prima parte della trasmissione che ho seguito con piacere, ripeto che le persone quando soffrono faticano a chiedere l'aiuto oppure hanno così tante cose da fare, perché Patrizia lo sa bene, metti pezzi tutto il giorno quando hai la famiglia che è andata in frantumi e quindi hai bisogno che qualcuno bussi alla tua porta e ti dica: sappiamo quello che è successo, vi offriamo questo aiuto, poi la famiglia può accettare o meno, però già il fatto di poter sapere che può ricevere è importante.
Ecco, tutto qua. Grazie Antonia, grazie veramente. Allora sentiamo cosa ha detto Luca Zanchi, che era collegato con noi all'ippodromo Sant'Artemio, questi ragazzi on the road, questi ragazzi che hanno anche incontrato qui a Sveglia Veneti il sindaco di Treviso Mario Conte, che si è messo a disposizione per far partire anche a Treviso questo progetto importantissimo, ecco, che veramente sarà anche supportato dalle associazioni, abbracciano le associazioni fatte da familiari, da tante persone, da tante problematiche messe tutte assieme, ma per aiutare, dove dovremmo incontrare anche queste realtà di questi familiari. Andiamo a sentire cosa ha detto Luca Zanchi. Certo, ho aperto la realtà con una battuta e è occasione per salutare il nostro fondatore e vicepresidente, il cavaliere Alessandro Di Vernici, che insieme all'attuale presidente Giulio Provenzi porta avanti da 17 anni a questa parte un'iniziativa che nasce in Valle Seriana, quindi in Bergamasca, e che grazie all'associazione socio-educativa Ragazzi on the Road coinvolge ragazzi dai 16 ai 20 anni con la collaborazione delle amministrazioni comunali sul territorio, degli istituti superiori, appunto ragazzi dai 16 ai 20 anni che in alternanza scuola-lavoro con un progetto di volontariato affiancano per un periodo che va da un semplice weekend fino ad arrivare a diverse settimane di attività, appunto affiancano il corpo di polizia locale del proprio paese e tutta la catena operativa degli enti, delle associazioni, delle forze dell'ordine e delle associazioni appunto di pronto intervento e pronto soccorso che compongono e fanno parte del 112, quindi del numero unico europeo di emergenza, del quale tra l'altro siamo testimoni alle regioni proprio in Veneto e Lombardia. Vi sto parlando tra l'altro dalla provincia di Varese, dove siamo per portare avanti la seconda edizione del progetto On the Road, con la partecipazione proprio di 8 comuni, di una ventina di ragazzi che si stanno mettendo in gioco appunto in questa in quella che è una sorta di lezione di vita e di realtà sul campo, perché i ragazzi affiancano di servizio reali, gli agenti, i soccorritori e i comandanti. Ecco. Allora, innanzitutto saluto anch'io Romina, con la quale stiamo cercando di tessere dei progetti ad hoc che possano calzare anche per il Veneto in tutta questa meravigliosa regione che per noi è davvero tutta da esplorare e che speriamo di raggiungere con le migliaia di ragazzi degli istituti superiori del territorio. Lo diceva lei, i giovani da coinvolgere, noi li portiamo direttamente sugli incidenti, direttamente in pattuglia, direttamente in showroom, in ambulanza. Credo che una lezione in realtà più reale di questa sia difficile da trovare. Naturalmente si parlava di Romina Ceccato, che fa parte con le sue associazioni, delle associazioni abbracciano le associazioni, perché sono tanti familiari che si sono messi assieme per portare avanti questi progetti tutti assieme. Allora, cosa ne pensa Fasan? Ma condivido tutto, anzi è veramente uno dei più grandi problemi che sarà ancora quello della strada. Diceva la signora che proprio qua a Primavera chi ha la moto, ad esempio, è uscito, sono già 3 morti. Se noi guardiamo, i morti in moto arrivano sempre a Primavera, i primi. Perché? Perché non c'è quella capacità per chi così ha un senso grande di responsabilità di tirare fuori la moto e di andare normalmente. Invece non vedono l'ora, cominciano a fare i primi sorpassi perché adesso è primavera e la maggior parte degli incidenti, io ho notato perché mi piacciono anche le moto, arrivano a primavera e poi ci si rende conto quando si vedono i primi morti, allora si dice beh aspetta un attimo, vado a cambiare. Quindi manca, a mio avviso, veramente da parte dei comuni un rendersi conto che l'auto e la moto sono praticamente delle potenziali armi contro se stessi o contro gli altri. Organizzare nelle scuole, continuare a fare dei corsi, sensibilizzare ogni giorno la gente su questo problema, perché secondo me non è così ancora preso sia dalle famiglie, ne parla poco. Se ne parla ancora poco. Sono d'accordo. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto Franco Romano, lui che sulla strada c'è stato per tanti anni, continua ancora a fare prevenzione proprio all'ippodromo di Sant'Artemio che si è tenuto questo convegno Strada Amica. Andiamo a sentire. Prima di tornare, che non è cambiato nulla, volevo raccomandare una cosa e penso che lei dottoressa faccia l'educazione stradale per le passaggi pedonali, quelli incustoditi vorrei dire.
insegnare ai bambini di alzare la mano prima di passare il passaggio pedonale e insegnare alle mamme di non passare in bicicletta, perché insegnano anche ai bambini di passare in bicicletta senza fermarsi. Questo. So che Gianni Di Chiara eravamo amici, che era presidente dell'UNASCA, vero? E che andavamo a insegnare per le scuole e assieme andavo anch'io. Non è cambiato nulla. Quando ero io presidente provinciale del mio gruppo di protezione civile e servizio emergenza radio, abbiamo organizzato, tu hai fatto parte una delle tante serate notturne. Vi ricordate, ne parlavamo tanto, le stragi del sabato sera, e quella volta lì noi abbiamo fatto un'indagine, ho coperto tutta la provincia di Treviso con le squadre nostre di protezione civile, andavamo dentro alle varie discoteche, andavamo a farci vedere ai ragazzi, ne parlavamo con loro, vi raccomando, guardate che vi aspettiamo fuori. Tutti i punti più pericolosi, strade di alta velocità, mettevamo le varie pattuglie, eravamo tutti collegati via radio. Come mai che quella notte lì abbiamo fatto tutta la notte fino a che al sorgere del sole, sabato sera, nessun incidente? Ci vedevano, rallentavano. Pattuglie fuori, ne avrò vista una dei carabinieri, una della polizia stradale, una della Guardia di Finanza. Ma capisco, i costi sono enormi, vero dottore Foriatelli? Per lo Stato sarebbe un'enormità avere delle squadre fuori in notturna. Noi abbiamo voluto fare un esperimento. Se c'è più copertura, più controllo sulle strade, perlomeno rallentiamo gli incidenti mortali, perlomeno. Questo è il punto. Quindi di notte è capitato alle Stiore, mi trovavo 2:30 di notte, semaforo rosso, arriva delle macchine, si fermano, probabilmente ragazzi che tornavano a casa dalla discoteca, 2:30 anche 3 forse. È arrivata fuori una macchina che si è cacciata dietro dei ragazzi, hanno tirato giù i fili, bestemmio, via, insomma ha schivato la macchina, è passato col rosso, è scappato via. Dopo poco è arrivata la pattuglia dei carabinieri, gli stavano inseguendo, erano dei ladri. Gli avevamo detto noi, hanno girato di là. Di notte c'è di tutto in giro, la malavita. Questo è il punto. Quindi per quello ho detto non è cambiato nulla. E siamo arrivati nel 2024, siamo messi male. A me dispiace moltissimo, a me commuove queste cose qua, perché ne abbiamo visto e continuiamo a vederne sempre. Mi dispiace tantissimo, scusate l'emozione che io ho. Sì, sono veramente dei filmati molto toccanti, perché si tocca con mano quello che è il dolore. Patrizia Pisi, come commenta, rivedendo questo importante convegno? Prego. È stato un bellissimo convegno, Mirella, veramente, anzi io ti invito a farne altri e io ti seguirò sempre. Guarda, io posso dirti questo, con la telefonata di prima di Antonia, io ho sensibilizzato molto la mia città e sono riuscita dopo tanti anni ad avere questo sportello delle vittime della strada, uno sportello di primo ascolto, dove io invito e telefono personalmente a queste famiglie che vengano per condividere anche un abbraccio, perché anche un abbraccio tra familiari di vittime della strada ci si può capire, ed è tantissimo, perché la condivisione di un dolore è, guarda, io ho portato famiglie a sorridere, ho portato famiglie a rivivere un'altra vita, quindi io mi propongo ad aprire, a fare rete di questi sportelli, perché ce ne vogliono dappertutto, perché la condivisione del dolore è molto importante. Quindi io vorrei far rete anche con i capoluoghi di provincia, di portare la mia voce in tutti questi comuni,
per poter aprire altri sportelli di primo ascolto. E se vuoi io mi propongo proprio come posso dirti, come guida per poter aprire questi sportelli, perché di dolore ne abbiamo sentito tanto, Mirella, quella mattina, quel pomeriggio. E per me è stato molto toccante, ma nello stesso tempo confortante, perché vedi, le vittime hanno bisogno di ascolto, di essere ascoltate, ma soprattutto di essere confortate. Quindi se mi dai una mano, io volentieri vorrei fare rete per aprire questi sportelli, soprattutto in tutta Italia se è possibile, ma magari non so, anche a Treviso. Abbiamo una riunione questa sera, ne parlerò di questo tuo... di questo tuo desiderio di ampliare questa voce, questo ascolto, perché noi abbiamo sentito questi familiari hanno veramente bisogno di ascolto. Però io penso una cosa, Patrizia Pizzi, che bisogna iniziare a fare che le autoscuole devono entrare nelle scuole, ma non alle scuole sempre superiori. Devono iniziare, io inizierei già all'asilo, perché sono talmente svegli questi bambini che se iniziamo veramente in attesa che maturino bene e puniamo quelli che continuano a sbagliare, che se ne fregano, perché bisogna punirli. È inutile che viviamo su un paese dove i bravi non vengono premiati e quelli cattivi non vengono puniti. Dobbiamo anche smetterla, dobbiamo punire chi sbaglia, ma punire severamente, anche lavorando magari, perché il lavoro non fa di sicuro male, anzi fa bene anche alla testa. Allora Fasan, come ci saluta, cosa vuole dire, con quale progetto ci saluta? Io sono solidale, d'accordo, perché credo che poco tempo fa comunque è mancato, sempre per un incidente, una nipote di mia moglie e la famiglia si è chiusa in un dolore enorme. Io farei fare i servizi sociali cogliendo questa idea a tante persone che pensano di fare i furbi, no? Con la macchina, queste robe qua, e gli farei fare una settimana, 10 giorni, oltre a dare la multa eccetera, in alcuni servizi dove possono sentirsi. No, non è la prima volta che ad esempio lì a Casabolani, dove io faccio il volontariato, sono passate delle persone che per vari motivi, anche di incidenti, al posto della pena hanno fatto un'attività sociale. No? E quindi tosta però, lavorano con noi, con i ragazzi, io li ho fatti lavorare fuori, scavare le buche, no? Questi qua perché avevano la macchinaccia bella grande, hanno fatto casino, adesso ti metti a lavorare. Allora come ci saluti? Io lo farei una proposta dove tutti questi che fanno i furbi eccetera li farei fare una settimana come minimo di lavoro nei vari percorsi della disabilità, così si rendono conto. E comunque il mio auspicio è che lo Stato, i comuni eccetera facciano sempre più grande informazione su questo, perché la strada non si scherza. Abbiamo l'ultima telefonata con questi ospiti, abbiamo Sergia D'Agna. Ciao Sergia. Ciao Mirella, saluto i suoi ospiti. Lo sai che sono ancora qua con la casa tutta rotta? Purtroppo. Ma hanno ragione loro, questi giorni qua, Mirella, avevo tribolato tanto che il fumo in casa, che so qua che dormo in cucina, ma hanno ragione loro, non mi hanno ancora fatto niente, anche se ben che l'avvocato che si è intromesso, una signora che può aiutarmi, è avvocato, e sono venuti a vedere il coso, hanno detto, ma non mi hanno neanche suonato il campanello, hanno fatto quello che hanno voluto e mi hanno chiamato, piuttosto di Friso Sergio, che ha messo Friso Sergio, via Carrare 91 e mi vuole 81, non mi suona neanche il campanello. Ecco, questo è rispetto anche per la persona, gli è entrata una macchina in casa e questo ha buttato giù tutto e l'ha ancora che aspetta. Là. Ciao Sergia, buona Pasqua, buona veramente Pasqua di cuore, speriamo che si risolva, perché questo è il colmo, cioè almeno suonare il campanello a questa, poi è diversamente giovane, anche, farebbe anche bene, vuol dire anche rispetto delle persone, oltre che i dovuti controlli e le rilevazioni, però io penso che suonare il campanello sia il minimo, visto che sta macchina è entrata da Sergia. Grazie ai miei ospiti, grazie a Patrizia Pisi, vicepresidente Associazione Vittime Incidenti
stradali e mala sanità. Grazie a Angelo Pietro Fasan, ex educatore ULS 2 area disabilità, ora volontario cooperativo Orchidea di Montebelluna. Grazie a voi. Grazie, pubblicità. Allora naturalmente parleremo anche di Aido e saluto Giorgio Donaggio, presidente gruppo comunale Treviso Aido. Grazie Donaggio di essere qui e saluto anche Francesco Bastianon, segretario coro Stella Alpina di Treviso. Buongiorno, grazie segretario di essere qui con noi perché dobbiamo dare anche dei bei messaggi, messaggi importanti. Buongiorno, su questa valle di lacrime fino adesso, fino a questa puntata di stamattina. Adesso voglio cambiare pagina, far capire invece una realtà bella, una realtà del Veneto che si apre. Ecco, come sono le donazioni per quanto riguarda l'Aido? Perché io so che lei ci darà dei bei numeri per quanto riguarda il Veneto. Dopo c'è un punto, ma insomma noi parliamo di Veneto stamattina. Prego Donaggio. Parliamo di Veneto perché ad esempio con la scelta in comune e quella modalità che adesso quando c'è il rinnovo della carta d'identità oppure il ragazzo che propongono di dire sì o il no anche, ma insomma noi interessi sì alla donazione. Adesso nel Veneto siamo a oltre 1 milione. Oltre a questo ci sono 230.000 iscritti all'Aido, ce ne sono un po' direttamente all'ASL, insomma in tutto nel Veneto siamo 1,5 milioni che ha detto sì alla donazione. Pensiamo su 5 milioni di abitanti, è già un buon numero. Adesso questi in comune, pensiamo che sono pochi anni che è stata istituita sta scelta in comune, la carta d'identità si rinnova in 10 anni, quindi insomma un passo avanti, dai. Un passo avanti, Donaggio. Grossi numeri. I giovani, come rispondono i giovani per quanto riguarda la donazione, Donaggio? Cosa ci dite? Beh, i giovani se noi vediamo quelli nuovi che si iscrivono, sono molti più giovani. Ecco, è una bella cosa. C'è un po' anche perché chi ha una certa età dicono ormai non sono più idoneo, è passato. Invece non è vero niente. Lo diciamo allora, guardi le telecamere Donaggio e faccia questo appello stamattina. Ecco, invece non è vero niente perché allora facciamo un po' una distinzione. I tessuti si possono donare fino a 65 anni. I tessuti sono salvafunzione, non sono salvavita, quindi insomma, i tessuti si trapiantano per migliorare la vita delle persone, quindi c'è un limite di 65 anni. Le cornee durano di più e c'è il limite di 80 anni. Per gli organi non c'è più limite, perché pensiamo che 1 anno e mezzo fa a Firenze una signora di ben 100 anni, 10 mesi e un giorno ha donato il fegato. Avete capito? Adesso il messaggio che viene fuori da questo è una meraviglia. Adesso pensate, questa signora per avere un fegato trapiantabile a più di 100 anni vuol dire che ha sempre fatto una vita sana, tutto sommato anche se ci ha lasciato stava bene. Adesso sta signora ha vissuto 100 anni, mi auguro nel miglior modo possibile, e poi alla fine della sua vita ha donato la vita a un'altra persona. Per me è un messaggio meraviglioso, insomma. Visto quante centenarie abbiamo, perché veramente come figura femminile abbiamo numeri superiori a voi, non so perché, ma siamo così. Forse perché i farmaci degli uomini vengono testati su di noi, allora siamo ancora più forti di quello che siamo nate già forti. No, ma a livello nazionale le signore sono molto più dei maschi. Certo. Parliamo del 60% dei 40 iscritti all'AIRE. Invece se guardiamo i direttivi è il contrario. Nonostante ci siano più donne, ma ci sono più uomini, non so, come presidenti o come direttivi. Non c'è problema per le poltrone maschili. Allora sentiamo invece come ci saluta Francesco Bastianon, segretario coro Stella Alpina di Treviso, questo giovane uomo
che decide di fare questo percorso, ma un percorso anche molto bello, si crea una famiglia, ecco, ci sono delle alternative delle volte che bisogna toccare. E come intrigare i giovani, Bastianon, questi giovani che vediamo sempre cattivi esempi, invece ne abbiamo veramente di bravi. Cosa ci dice Bastianon? Assolutamente, beh, innanzitutto devo dire che il coro Stella Alpina, ma tutti i cori in generale, sono un ottimo esempio di aggregazione non solo giovanile ma intergenerazionale, potremmo definirla così. Il nostro coro ha il ragazzo più giovane che ha 20 anni di età e il corista più anziano ne ha 75, quindi ci sono 55 anni di differenza l'uno con l'altro. Pensate a quante persone di età diverse si trovano insieme 2 volte a settimana, 2 sere a settimana per cantare e condividere insieme qualcosa di bello e per costruire musica e per portare anche la bellezza al proprio pubblico. Allora guardiamo anche queste foto che ci ha mandato Bastianon e le commentiamo, ma quando è nata la passione Bastianon per far partecipare a questo coro e da dove nasce la passione? Perché ci vuole anche passione, oltre alla voce naturalmente, che quella madre natura è là che ci mette lo zampino. Prego Bastianon, e vediamo anche le foto. Qui dove siete? Qui siamo, era il concerto del 70° anniversario del coro che abbiamo festeggiato e celebrato al Teatro Comunale di Treviso, e peraltro approfitto per comunicare che si tratta quest'anno 2024 del 75° anno dalla fondazione del coro Stella Alpina nel 1949. Quindi anche per noi è un grande traguardo e si tratta di un momento anche importante per celebrare questo anniversario. E noi vediamo il sindaco Mario Conte, perché Mario Conte, il sindaco, canta ancora nel coro oppure adesso un po' meno? Perché lui faceva parte del coro Stella Alpina, o sbaglio Bastianon? Certo, assolutamente, per tanti anni è stato una parte anche molto importante del coro Stella Alpina. Lui si definisce un corista in panchina al momento, per cui noi lo consideriamo come un corista in panchina. Ecco, ogni tanto quando si presenta ad assistere ai nostri concerti lo invitiamo a salire insieme a noi per eseguire insieme almeno un brano alla fine del concerto. Senta, e la passione quando è venuta Bastianon? Quando hai iniziato a capire che forse il coro era un proseguimento di tutte le attività che avrebbe fatto Bastianon? Io sono stato coinvolto nella realtà corale abbastanza da giovane, perché a 15 anni avevo cominciato a suonare la chitarra nel coro parrocchiale del mio paese, e approfitto per anche segnalare quanto importanti siano i cori parrocchiali nel creare aggregazione di giovani. E spero di avere anche un video col coro, perché qua vedo solo foto, spero di far sentire anche a casa, perché veramente ci sono persone che gradirebbero tanto anche sentire questo coro Stella Alpina, che è uno della storia della nostra città, o sbaglio Bastianon? Assolutamente, assolutamente sì. Come dicevo all'inizio è il 75° anno questo di attività del coro. Abbiamo avuto purtroppo qualche mese di interruzione del nostro percorso dovuto alla pandemia nel 2020, fra 2020 e 2021, però per il resto ininterrottamente il coro si è esibito anche nella città di Treviso. Citiamo ad esempio il concerto di Natale che teniamo sempre ogni dicembre alla chiesa di San Francesco di Treviso. Siamo arrivati alla 54esima edizione, quindi tenere un concerto ogni anno per 54 volte di seguito, per 54 anni di seguito, è sicuramente un grande traguardo. Allora andiamo a sentire il nostro bravo regista Italo Morao, ha trovato il video, andiamo a sentire il coro Stella Alpina di Treviso. Nel tradizionale concerto di Natale, un appuntamento richiesto ed atteso da tantissimi trevigiani, quest'anno con una novità. L'evento, che prenderà il via il 23 dicembre alle 21 nella bellissima cornice della chiesa di San Francesco, sarà trasmesso in diretta su Antenna 3. Ospite d'eccezione il maestro Beppi De Marzi, autore di celebri canti come Signore delle Cime, a dirigere per il primo anno Davide Furlani.
sono stato per 20 anni corista, organista, poi vice maestro. Quest'anno sarà il mio primo San Francesco da maestro. Tante le novità e le sorprese che renderanno ancora più magico questo momento. Eseguiremo un repertorio monoautore. Tutto il repertorio della serata sarà dedicato ai canti di Beppi De Marzi. Sarà diviso in 2 parti la serata. La prima parte costituita dai canti classici più conosciuti di Beppi De Marzi, dall'Ave Maria. Vogliamo ricordare qualcuno di questi. L'Ave Maria, Porta Calavena, San Mattio, spaziano veramente di temi completamente diversi uno dall'altro, fino ad arrivare al Signore delle Cime. Un coro ricco di storia, tradizioni e cultura. Io mi soffermerei innanzitutto sui 2 grandi numeri del coro, che sono 74 gli anni di attività del coro Stella Alpina, che dal 1949 continua ad allietare il suo pubblico con i suoi brani, e l'altro grande numero è appunto il 54, il numero delle edizioni del concerto di Natale di San Francesco che sono state eseguite finora. Dalle 21 le telecamere di Antenna 3 entreranno nel bellissimo tempio per dare modo a tutti, anche chi non può essere presente, di poter ascoltare questo concerto speciale del coro Stella Alpina. La cittadinanza trevigiana ha sempre risposto con calore a questo appuntamento e difatti non si raggiunge un numero così elevato di concerti ogni anno se manca da entrambe le parti quella sintonia, quell'intensità che si riesce a creare in momenti come questo. Intensità ed emozioni che arriveranno ai cittadini ed il numero di persone presenti ad ogni evento ne è una testimonianza. Un appuntamento da non perdere, un concerto di Natale con le voci del coro Stella Alpina, 20 coristi, il più giovane ha soli 20 anni, il più anziano 74, che renderanno magica l'atmosfera. Allora, molto toccante perché Il Signore poi delle Cime è una delle musiche del coro più apprezzate, chi è che non la conosce non la apprezza. Però direi una cosa, Bastianò, che questo famoso detto "mi novò combatte" dei trevigiani invece in queste situazioni non c'è, partecipano. Abbiamo sentito, ci sono dei numeri veramente incredibili perché i cori hanno bisogno di numeri. Prego Bastianò. Assolutamente sì, soprattutto hanno bisogno di numeri ma anche di partecipazione, di sentire il calore del proprio pubblico. Senza pubblico un coro non canta con la stessa passione di quando invece si esibisce di fronte a un pubblico numeroso, un pubblico che applaude, un pubblico che fa sentire anche la propria commozione e che fa sentire il proprio affetto. Ecco, noi questo abbiamo sempre percepito, l'affetto nei confronti del coro, il fatto che anche quando passeggiamo, magari vestiti in divisa per le strade di Treviso, dopo un concerto la gente si ferma, ci fa i complimenti, si congratula con noi e soprattutto quello che ci piace è sentire la commozione e quanto il sentimento dei trevigiani sia sempre stato vicino nei confronti, vicino al coro e nei suoi confronti. Allora adesso guardiamo anche le foto varie, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Le foto varie invece per quanto riguarda l'Aido, Giorgio Donaggio che ha mandato per far capire l'importanza di partecipare, di esserci, di capire quanto importante è una donazione. Prego. Intanto, visto che c'è il coro Stella Alpina, volevo mostrare, senza andare tanto distanti, il giorno 6, quindi la prossima settimana, a Santa Maria Maggiore alle 20:45 c'è un concerto, c'è il coro Stella Alpina, una corale di Genova. Adesso c'è in onda, perfetto, perciò lei la può togliere, quindi, Donaggio, perché ce l'abbiamo in onda, vede che siamo bravi noi. Eccola là, la locandina. Prego, Donaggio. Ecco, voglio dire una cosa, noi l'anno scorso, per dire, siamo stati ben 29 volte su un anno fuori nelle piazze, parlo noi come gruppo di Treviso, Sì. Non so, fiori davanti alle chiese, abbiamo partecipato il 7 maggio alla Treviso in Rosa, alla Marcia della Compagnoni, Suoni di Marca, abbiamo fatto... Vi chiamano un po' dappertutto, diciamo la verità.
Sì, se siamo noi che ci proponiamo, ma sempre grande entusiasmo, come è stato col Coro Stella Alpina. Dopo, l'anno scorso abbiamo fatto la prima festa degli aquiloni, ai primi di ottobre, è stato un successone perché 1200 persone, abbiamo fatto 340 aquiloni per i bambini con aquilonisti esperti. Andiamo a vedere, è molto bello che abbiamo anche questo video degli aquiloni, così anche a casa partecipano. Ecco l'importanza anche di partecipare, non solo di guardare ma anche di partecipare. Andiamo a vedere il video. Allora, tanta partecipazione, tanto entusiasmo su temi anche delicati, perché è un tema che, devo dire la verità, Donaggio, non è che si parla da tanti anni di donazioni, finalmente si inizia a parlare anche nelle scuole, ecco, questi ragazzi fin da piccoli che conoscono questa parola che prima non si conosceva. Ecco, prego. Parlando di scuole, ad esempio il Veneto l'anno scorso ha avuto un'esplorazione fenomenale. Pensi che l'anno scorso siamo andati nelle scuole di ogni ordine e grado, parliamo dagli elementari fino alle superiori, abbiamo contattato 16.500 ragazzi. No, pochi. E non soltanto ragazzi che hanno 18 anni, quindi fra poco si faranno la carta d'identità, ma anche i bambini anche delle scuole elementari. Chiaramente non si parla di morte, ma insegnare la solidarietà, non so, passare la penna al bambino di banco, al compagno di banco, sono cose belle, insomma. È un numero veramente che ha stupito anche noi, vuol dire che tutti i gruppi di tutto il Veneto si attivano e hanno molta sensibilità. Senta Bastiano, ma per intrigare questi ragazzi anche con la musica, visto che a loro piace molto la musica, il suono, basta vedere i concerti quanto affollati sono, forse dovremmo investire di più, anche la scuola deve partecipare di più, magari con un dopo scuola, aprire anche la scuola in maniera diversa, intrigandoli, a farli partecipare anche a queste giornate importanti dove voi ci siete, perché anche la nostra storia è una nostra radice, il Coro Stella Alpina di Treviso. Prego Bastiano. Assolutamente, i ragazzi devono capire che si può creare bellezza anche costruendola insieme, non solo lavorando sulla propria individualità, sull'essere dei personaggi, sull'essere dei protagonisti. La cosa importante che devono capire è che ci si può anche, in parte, anche limitare, annullare come fa ogni cantante all'interno di un coro, no? In cui è brutto se emerge una voce rispetto a un'altra, perché comunica una certa disomogeneità nel canto. Invece i ragazzi devono imparare che anche senza spiccare si può costruire qualcosa di bello insieme, altrimenti no, un po' come nelle regole della strada, il fenomeno di turno rischia di provocare dei danni, no? E invece se ognuno rispetta le regole e si comporta entro un certo limite, sia nel costruire la bellezza, sia nel comportarsi in società, allora si può costruire qualcosa di bello insieme, qualcosa che sappia creare anche una società migliore, secondo me. Il coro insegna tanto. Secondo lei, Bastiano, sia dall'asilo che alle elementari, alle superiori, una volta c'erano tanti cori, io mi ricordo benissimo, c'erano i cori, ma ci sono ancora oppure devo essere fortunata a frequentare quella scuola, quell'istituto, avere quegli insegnanti? Non può funzionare così, io devo avere quello che mi aspetta e secondo me il canto, la musica dovrebbe essere una cosa importante. Prego. Purtroppo è vero, quello a cui assisto anche io è che c'è una grande discontinuità. Il contesto in cui si nasce, in cui si cresce, purtroppo ancora è determinante nella formazione anche musicale che un ragazzino avrà. Certo. Perché, no, faccio un riferimento anche al mio percorso biografico. Io sono entrato a far parte del mondo dei cori attraverso il passaparola, ma il passaparola è una realtà che coinvolge qualcuno e magari qualcuno ne rimane escluso solo per il fatto di non conoscere e di non essere coinvolto.
Infatti l'appello che facciamo sempre anche noi, e lo faccio anche in questa occasione in cui c'è la possibilità di raggiungere un pubblico più numeroso: partecipate ai cori, informatevi, chiedetevi se esiste un coro nel vostro paese, nella vostra zona, chiedete a noi stessi se potete entrare a far parte del nostro coro, perché noi siamo sempre ben lieti di accogliere nuovi coristi, perché è importante sostenere queste realtà corali che permettono, a titolo esattamente gratuito, estremamente gratuito, anche di proporre una formazione di tipo artistico, musicale. Quanti coristi hanno imparato a conoscere la musica e hanno fatto musica pur essendo quasi analfabeti? Nel 1949 i primissimi coristi che si trovavano sotto la direzione del primo maestro del coro imparavano le parti ascoltando i vinili del coro della SAT, senza spartiti, senza conoscere la musica, ma solo ascoltando e riascoltando i brani musicali incisi in questi vinili della SAT fino a imparare la propria parte. E questo è un esempio. Non serve essere diplomati al conservatorio per fare musica. L'importante è avere la passione e sapere che si può fare bellezza anche con poco, senza spendere tantissimi soldi nelle scuole di musica, che per carità fanno un lavoro egregio ed eccellente. Però si può fare anche qualcos'altro, e lo sta spiegando molto bene. Ma perché allora non accompagniamo questi bambini proprio ad avvicinarsi di più? Forse vi sentiamo anche poco, sì, fate questi concerti, ma poi bisogna insistere di più nella scuola, a mio avviso, Bastiano. Bisogna, perché là li troviamo, negli asili, li troviamo là i bambini, perché poi i genitori sono talmente indaffarati che non riescono a capire le esigenze del bambino, perché guardano le proprie esigenze, quello che vogliono loro, non quello che magari vorrebbe conoscere e fare il bambino. Cosa dice Bastiano? Assolutamente sì, e soprattutto secondo me forse potrebbe essere un'opinione un po' impopolare, ma i bambini e i ragazzini passano troppo poco tempo a scuola, perché la nostra scuola è nata in un periodo in cui la mattina il bambino andava a scuola e il pomeriggio aiutava la famiglia sui campi, nei lavori domestici. Oggi non è più così, entrambi i genitori nelle famiglie lavorano fino alle 5, fino alle 6. Quindi il bambino, il ragazzino e anche il ragazzo delle superiori, soprattutto il ragazzo delle superiori, deve passare più tempo a scuola, che è un luogo protetto, un luogo in cui appunto può anche contribuire a svolgere attività come quelle del coro, del canto insieme. Oggi i ragazzi che partecipano alle attività del dopo scuola e alle attività pomeridiane organizzate dalle scuole lo fanno a titolo volontario, lo fanno volontariamente, ma questo spesso provoca un'affluenza, una partecipazione scarsa a queste attività, ed è per chi le organizza è un po' deprimente, e per i ragazzi poco proficuo anche, perché andrebbero condivise con un numero molto più grande di partecipanti. Sono perfettamente d'accordo, Bastemon, in quello che dice, perché penso che sia là il grosso distacco della catena, perché se la famiglia non c'è e la società mi offre quasi tutto a pagamento, ma perché non conosco, io non so la realtà qual è che mi posso avvicinare. Io mi ricordo anche quando andavo a scuola, tu dovevi scegliere che tipo di ginnastica volevi fare, dello sport che ti piaceva di più. Io mi ricordo che ne provavo parecchi, poi io ero brava nella corsa e perciò sono stata più indirizzata nella corsa. Ho vinto anche i giochi della gioventù, se non lo sapete ve lo dico, giovanili, ed è un ricordo bellissimo. Però sceglievi, ma provavi, però questo mi piace, questo non mi piace, qua non sono portata. Adesso non si fa più niente, cioè tutto indirizzato, tu devi fare questo, ma se non mi piace cosa posso fare? Fammi vedere anche altri giochi, ad esempio la donazione, capire cos'è la donazione, portarli a vedere cos'è la donazione, come si sviluppa, sentire i cori, cioè io non so io dove si stanno perdendo qualcuno che paghiamo anche per fare questo. Scusa Bastiano, ma veramente non ne posso più di parlare, di sentire i cattivi esempi. Allora, visto che parliamo di belli esempi, andiamo a vedere Giornata del Sì dell'Aido. Andiamo a vedere questo video.
spieghiamo, Donaggio, cos'è questo video e la giornata del sì, prego. Allora, la giornata del sì, allora, ci sono 2 giornate all'anno dedicate diciamo all'AIDO. Una è il 16 aprile, sarà il 16 aprile, che però è del Ministero della Sanità. Fa una giornata nazionale per la donazione di organi. Quella invece che si riferiva a quello a fine settembre è invece organizzata dall'AIDO. È proprio la giornata del sì alla donazione, e tutti i gruppi d'Italia si attivano la stessa giornata per fare un qualcosa, insomma, di eclatante. C'è una giornata del sì nazionale. Nazionale, quella è nazionale. Noi ad esempio quest'anno alla giornata del sì eravamo davanti al Duomo con un gazebo. E la gente che si avvicina cosa chiede, Donaggio? Perché ha paura delle volte, anche questa paura di non sapere, di non conoscere. Ecco, come la vivete questa giornata? Come è vissuta questa giornata del sì? Molti si avvicinano per fare i complimenti. Guarda, le racconto un piccolo episodio. Eravamo davanti a una chiesa per autofinanziarsi coi fiori. Mi ricordo un giorno. Si avvicina un signore, gli dice: guarda, io non voglio i fiori, però tira fuori da una tasca 10 euro, dall'altra tasca 5 euro. Poi va alla giacca, altri 5, sulla fine ci ha dato 35 euro. E ho detto grazie. No, ha detto: sono io che devo dire grazie a voi. Io sono un trapiantato di fegato, aveva detto. Io guardi, ero a letto, non riuscivo neanche a muovermi. Adesso sono qua, era messa, ha detto sto bene, vado a spasso, quindi ha detto sono io che devo dire grazie a voi. Bello, storia, guarda, ci riempiono le giornate, la vita, insomma. E grazie alle donazioni, perché questo ha ripotuto, proprio è rinato, perché così sono rinato grazie a queste donazioni che sono importantissime. Esatto. Che appello vuole fare, Donaggio, perché ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire? Ecco, io volevo dare un attimo un dato che sembra negativo, ma è proprio per stimolare a dare sì alla donazione. Sono i tempi di attesa. In Italia ci sono circa 8.000 persone in lista d'attesa di trapianto, ma se guardiamo i tempi medi di attesa ci fanno stare male, perché ad esempio il fegato è l'organo che si aspetta meno, è 1 anno e 7 mesi, cioè uno quando viene messo in lista d'attesa di trapianto, quindi una persona che sta malissimo, deve aspettare una media di 1 anno e 7 mesi, polmone 2 anni e 6 mesi, rene 3 anni e 2 mesi, cuore 3 anni e 6 mesi, pancreas poi 6 anni e 4 mesi. Adesso pensiamo che molti di questi c'è la possibilità che non sopravvivano. Quindi io do sti dati perché questo deve essere uno stimolo a dire sì alla donazione. Però mai dire mai, perché adesso hanno fatto anche il cuore artificiale, adesso hanno fatto anche il professor Gerosa che avremo ospite la prossima settimana. Capite, scienza, ricerca e tecnologia, se si investe cosa riescono a fare, queste sono le meraviglie. Il professor Gerosa a Padova hanno fatto in maggio di anno scorso il primo trapianto al mondo. Di una persona, di un cuore a cuore fermo, cioè il cuore era 3-4 ore era fermo. Sì, l'abbiamo avuto ospite, abbiamo visto anche le immagini. Pensate... a Treviso, a Treviso, insomma, la rianimazione di Treviso è riuscita. Abbiamo Franco da Mira, velocissimo Franco, ciao. Pronto? Franco? Niente, Franco non c'è. Allora io saluto Giorgio Donaggio, presidente... Pronto? Sì, pronto? Ecco, Franco, prego, veloce, sì, perché sono in chiusura. Pronto? Sì, prego. Franco, non mi senti? Pronto? Noi sentiamo Franco, ma Franco non ci sente. Niente. Franco? Pronto? Niente, non si sente. Niente, non sente. Cioè, no, non sente la mia voce, è successo ancora... Purtroppo. Franco, non ti sento, cioè tu non mi senti, noi ti sentiamo benissimo, però la mia voce non ti raggiunge purtroppo. Allora comunque ti saluto, spero che chiamerai ancora, Franco da Mira, mi dispiace non sentirti. Allora io saluto appunto Giorgio Donaggio, saluto anche Francesco Bastianon. Francesco Bastianon, con quale messaggio ci saluta? Cosa vuole dire? Io quello che vorrei comunicare insomma al nostro pubblico è innanzitutto quello di donare, ovviamente non solo all'AIDO ma anche a tutte quelle associazioni un po' come la nostra che arricchiscono il nostro territorio, e di partecipare è la parola chiave, uscire da casa e andare a vedere che cosa fanno le nostre associazioni, andare in piazza quando le nostre associazioni
organizzano i propri gazebo, organizzano le proprie dimostrazioni, andare a conoscere il proprio territorio. Grazie Bastianon, devo chiudere perché non ho più tempo, ma il messaggio è stato molto chiaro e ringrazio veramente Francesco Bastianon, segretario Coro Stella Alpina di Treviso, di averci lasciato con questo messaggio. Grazie ancora a Giorgio Donaggio, presidente gruppo comunale Aido di Treviso. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Baccalà fritto alla siciliana. I baschi, una volta scoperti nel mare del nord i banchi di merluzzo, ci tornarono spesso. Per conservarlo però, invece di essiccarlo all'uso dei vichinghi, lo mettevano sotto sale. Abitudine che avevano preso con le balene. Nasceva così il baccalà. Ingredienti per 4 persone. 800 grammi di baccalà bagnato. Olio extravergine di oliva. Farina quanto basta. Sale. Pepe. Lavate e asciugate il baccalà con carta da cucina. Tagliate a pezzi grandi il baccalà. In una scodella preparate una pastella con farina ed acqua. Immergete i pezzi di baccalà nella pastella. In una ampia padella scaldate l'olio, poi tuffatevi i pezzi di baccalà. Fateli dorare da entrambi i lati. Sgrondateli dell'olio e metteteli poi su carta da cucina. Accomodateli in un piatto da portata. Salate, pepate e accompagnate con spicchi di limone. Servite il baccalà caldo. Buon appetito!